Ci siamo. Oh, il piccolo Amedeo. Un bel uomo, un bel uomo. Allora, vediamo che su tele cazzo avvisiamo. Mm, Siamo in, siamo in live. Siamo in live, signori. Siamo in live. Il Cume, il Cume. Il Cume, il dottor Cume. Un bambino problematico, il Cume. Ce l'abbiamo fatta, raga, mamma mia, è stata dura, perché tutti tanti quei casini, pavimenti andati, lavoro, di tutto, proprio di tutto. Ci siamo, ragazzi, ci siamo, vocina, c'è anche vocina, c'è vocina, c'è vocina. C'è il bambin prodigio, c'è il bambin vocina. Ecco. Sei centrocampista e trequartista comunque, non posso tenere Eyman e trequartista, Agi. Puoi fare entrambi i ruoli, ma sei forte, sono di più forti della squadra. Non cominciamo già a rompere il cazzo, Agi, eh? Cioè, che poi anche giocavi trequartista e centrocampista anche una volta. Del piccolo Amedeo. No, ma sai, c'è, però non è centrocampo. Ho scelto un po' i ruoli, cioè, devo cercare di dare anche spazio principalmente a chi ha fatto la storia dello zoccolo vecchio, poi il prossimo anno si può cambiare. Tanto entriamo in campo. Eccoci qua. Eccoci qua. Ecco Guy. Ecco Guy. Ecco Guy. Allora ragazzi, ecco la squadra. Ah bene, ok, sono contento. Furgoncino dei gelati e mortieri, me la godo. Eccoci qua, ragazzi, aspetta che però andiamo in ordine di posizione. No, così però. Ok. Ma che cioè, hai già rotto il cazzo, cioè, io capisco che tutto, però porca, adesso che vediamo, ti cambiamo ruolo, perché è la prima donna del cazzo. Cioè, lui deve giocare, cioè, deve decidere lui tutto, cioè, è l'unico al mondo che decide dove giocare. Ok. No, ma il Bode è un'ala, ma il Bode adesso aspetta, ma dovete capire com'è il Bode, perché il Bode è come... voi non lo conoscete così, ma il Bode in realtà ha un soprannome. Ecco. Oggi è bellissimo, oggi è una delle cose più belle della storia. Allora, raga, cos'è? No, non sto capendo. Ok, allora cominciamo con la presentazione squadra. Allora, cominciamo col furgoncino dei gelati, un bambino delle Bermuda. Allora, un sedicenne delle Bermuda, un portierone di 2,10 m per 94 kg, un bell'uomo. Un bell'uomo, ragazzi. Questo è un bell'uomo. Poi abbiamo un Mito 125, 2,10 m per 100 kg. Lui è un portiere che di sicuro affidamento. Tutti sedicenni siamo, eh? Tutti un po' così siamo. Poi abbiamo Zincaro, uno storico, un difensore centrale, di sempre 16 anni ovviamente. Un bell'uomo anche, diciamo a tratti sexy, 1,85 per 78 kg. Piede preferito sinistro. Ok. Poi abbiamo, chiaramente non potevano mettere, lui comunque ci sarà sempre per un discorso proprio di storico, il primo presidente, l'uomo che ha costruito la squadra, il buon Apicella. Il buon Apicella, eccolo qua. Quest'anno ho fatto una Apicella, ormai sempre si dice, sembra un 36enne, però 16 anni, lo giuro. Un difensore centrale, proprio bello, un Alessandro Nesta con dei tratti diversi. Eccoci qua. Molto bene. Poi abbiamo Daniel Mayweather, un inglese pazzo, ha fatto un Gascogne diverso, cioè ossigenato. Eccolo qua. Quindi abbiamo un inglese alla Gascogne, di un difensore centrale un 79, quindi leggermente inferiore ad Apicella e Zincaro, però può dire la sua comunque, insomma, un bell'uomo anche lui. Poi abbiamo Laziale Giampiccolo. Laziale Giampiccolo, difensore bello cazzuto. Intanto abbiamo visto però l'altezza 1,90 x 90 Mayweather. Ok. Poi abbiamo Laziale Giampiccolo, un sedicenne un po' così.
1,96 m, abbiamo tutti difensori alti, abbiamo tutte una gente gigante in campo. Molto bene. Poi abbiamo una new entry, un terzino sinistro, il buon Franco Sossai. 1,87 m per 74 kg, è un terzinaccio offensivo. Veloce, non male, passaggi, controllo palla, un po' una merda in finalizzazione, insomma, un giocatore un po' così. Insomma, comunque anche in difesa non è scarsissimo. Non è scarsissimo. Quindi ci sta, diciamo che Sossai, vediamo, dobbiamo capire quest'uomo cosa è capace di fare, insomma. Poi abbiamo Umberto Ugoccioni, eccolo qua, lui è di San Marino, ragazzi, Ugoccioni di San Marino, non è colpa mia, purtroppo è così. Umberto Ugoccioni, un uomo abbastanza erotico, non dico bellissimo perché guardatelo, un po' curioso, però un sedicenne che può dir la sua. Lui è un terzino che lui è offensivo, bello veloce, un tiro potente, anche lui nei passaggi insomma se la cavicchia, ed è insomma simile comunque a Sossai, sono due terzini, vediamo da capire la faida Ugoccioni Sossai insomma. San Marino alta. Poi abbiamo questo Asani Agem che per tanti è praticamente una versione fake di Amedeo ed è del Burundi, ragazzi, un terzino destro di 82 acquistato dal Burundi, arriva questo terzino difensivo e diciamo che è un giocatore che può dire la sua, secondo me. I suoi parametri è molto veloce, però è scandaloso in tutto, cioè i piedi proprio, c'è un rottame di uomo, però è velocissimo, bisogna sfruttarlo per quest'uomo del Burundi. Eccolo qua. Poi abbiamo un altro Kinope, un new entry, eccolo qua. Kinope è un po' il drogato della squadra, un coreano, perché Kinope per me è Cinope per me è asiatico. È della Corea del Sud, un terzino difensivo di 16 anni con dei capelli discutibili. Eccolo qua, un coreano, velocissimo, in accelerazione però, in velocità no. È anche questo, diciamo, una via di mezzo, non posso certo dire che è un giocatore, aspetta, è un buon giocatore, però secondo me in questo momento il titolare forse è Asani, però vedere un uomo così con questi capelli mi gasa troppo, quindi probabilmente partirà Kinope, che anche un parametro in realtà migliore, se non erro, no, siamo là, vabbè. Sì, Ivan, sì. Poi abbiamo una delle bandiere storiche, un uomo che sappiamo tutti, insomma, cosa ha combinato anche con ragazzi, insomma, un po' giovani, ecco, Maurizio Michelotto, un sedicenne che sembra un 52enne. Lui praticamente ha potenza di tiro 99, il resto, diciamo, un po' così. Però a livello difensivo è forte, 2,05 m per 98 kg di sesso. Eccolo qua. Questo è Maurizio Michelotto, un uomo che non guarda l'età. Lui le tromba tutte, ragazzi. Michelotto, purtroppo è questo. Ok. Sì. Non male per avere 16 anni. Okay. Alice Beck, ma c'è Tonin. Non mi ricordo più. Poi abbiamo un mediano che ho appena sentito perché ci sarà una serie con Prush 89 sono i centimetri, mi hanno detto. Eccolo qua, e lui è praticamente un ucraino, perché Prush 89 mi dà nome da Ucraina, non so perché. Anche lui è molto simile a Michelotto, però è la riserva di Michelotto in questo momento, per ovvie ragioni. È un bel giocatore. Ok, è un bel giocatore, anche lui, scarso coi piedi, ma potente, molto bravo in fase difensiva. Anche lui 2 metri per 95 kg. Cioè, se metti insieme questi due qua, praticamente non passa più nessuno. Eccolo qua. Perfetto. Poi abbiamo, ecco, il belloccio, un belloccio fastidioso, però. Un grillo parlante un po' così. Agi, guardatelo se non è lui, cioè, è proprio il tipico, la tipica bellezza della Romania, bello ma fastidioso. Però è bellissimo, dai, possiamo dire di no, cioè non possiamo ammettere questa cosa. Eccolo qua. Romania, ovviamente, giocatore chiave, è una delle stelle della squadra, sicuramente, per tanti motivi. Infatti ha tutti i parametri, tutti gialli, tutti sopra. Comunque, è proprio bravo in tutto, è il classico. Attenzione, Tudo. Sembra molto, per volta sei uguale, cazzo, tu sei un po' più bello, però. Aggressività 99, chiaramente in difesa non fa niente perché lui è il classico centrocampista dei piedi raffinati, il classico Agi, ragazzi, cioè questa cosina qua è Agi, cioè un uomo bello, bravo calcio, tecnicamente bellissima famiglia, moglie stupenda, tutto quanto, però
snob e stronzo, questo lo possiamo affermare con classe. Ok, perfetto. Molto molto bene, quindi questo è uno dei campioncini della squadra. Poi abbiamo Gigi Palla, signori, questo è Gigi Palla che è un boliviano. Abbiamo scoperto come si dice, l'identità di Gigi Palla, è un boliviano, centrocampista anche lui, un po' scarso dappertutto, diciamo, medio dappertutto. Agi, non puoi avere tutto se no sei troppo forte all'inizio, poi ti alleniamo, non per il cazzo. E lui, diciamo, è mediocre in tutto, però 1,90 m per 80, quindi comunque, insomma, è un boliviano di belle speranze. Molto, molto bene. Poi abbiamo Giapeppe, eccolo qua, lui è il classico tossicone della squadra, spagnolo, perché Pep Guardiola, sta in spagnolo, c'è poco da fare. Anche lui, diciamo, medio mediocre, ecco, un 82 per 100 kg, dobbiamo tirarlo su quest'uomo, perché ha delle difficoltà, e lui sì è un 100 di recupero, ecco. Molto bene, poi abbiamo Fake Amedeo, ragazzi, eccolo qua, Fake Amedeo, un giamaicano svedese praticamente, cioè è un misto tra una donna della Svezia orientale e un giamaicano della parte settentrionale, eccolo qua. Questo è Fake Amedeo, e sanno chi ha seguito le live di qualche mese fa che c'è Fake Amedeo. Eccolo qua. Questo è proprio il classico giocatore di fascia, molto veloce, però con i piedi un po' così, infiltrazione di merda e difesa è uno scandalo. Però 2 metri per 80 kg. Molto bene. Poi abbiamo Francesco Sidotti, ragazzi. Francesco Sidotti per questa nuova, per questo secondo corso, perché le vittorie che abbiamo fatto in passato chiaramente ci sono, abbiamo rifondato la squadra. Infatti, torniamo dalla Serie A, ragazzi, ovviamente, perché non possiamo ripartire dalla B, abbiamo vinto tutto, ci manca solo la Champions, quindi partiamo dalla Serie A. È il nuovo capitano della squadra, Francesco Sidotti, perché? Perché chiaramente batte di poco Agi ed è il più bello della squadra, e l'ho fatto ovviamente a immagine e somiglianza di un giocatore reale. Ce ne sono altri giocatori reali, qualcuno ha voluto, come si dice, mettere qualche giocatore solo con la faccia reale, proprio per dare una versione premium. In realtà anche Agi, noi scherziamo e ridiamo, ma Agi è praticamente mutuo. Francesco Sidotti, il belloccio della squadra, eccolo qua ragazzi, questo è il capitano della squadra, un 84, un'ala destra spettacolare, il più bello Agi, non per i coglioni, sento già Agi, no, sono il più bello, no, sei zitto, non per i coglioni, lui è il più bello, eccolo qua. Chiaramente ho voluto proprio omaggiarlo, lui e altri giocatori, con un'immagine reale, chiaramente. Eccolo qua, questa è la bellezza. È chiaramente un bel giocatore, calci piazzati e tiro a giro è fenomenale. Dobbiamo migliorarlo su altre cose, però colpo di testa una merda. Però questo è il new capitano della squadra. Poi abbiamo il Bode, ragazzi, e qua adesso sì, è delle Samoa. Scusate un attimo. Allora, il Bode da noi era il Clarence Seedorf, perché proprio lui è il classico giocatore. Tanto il Bode è di colore per tutti noi, perché come si dice, discende dai giocatori e comunque dalla stirpe proprio dell'uomo di colore per il pene gigantesco e per altre cose che non sto qui a dire. E poi lui proprio bravissimo nei cross e nei tiri da fuori, proprio tiro alla Seedorf, anche il modo di tirare proprio lo stesso, identico come il modo di tirare. E quindi il Bode è un tuttofare, perché fa il trequartista, l'ala destra, la seconda punta, può fare anche la punta. È un giocatore completo, potenza tiro 99, anche lui un giocatore medio, non è sicuramente un fenomeno, 1,83 m per 90 kg, però una secca di tiro che magari nel secondo tempo ci può dare qualcosa. Beh, che non posso farlo già forte, non posso. Agi, non posso fare i giocatori già forti, se no vinciamo tutto il primo anno. Poi abbiamo Paul Mangai, e l'ho omaggiato, classico numero 10, con Jean-Franck Zola. Era giustissimo, dovevo fare questa cosa, la dovevo fare perché è giusto così, quindi l'ho omaggiato così. L'unico problema di coso è che è 1,60 m per 56 kg, praticamente non è un giocatore di calcio. Fenomenale, tecnica da urlo, però cioè tecnica da urlo, in proporzione è forte, è chiaro che possiamo migliorarlo. Però questo è Paul Mangai, ragazzi, con, diciamo, la faccia del Bonzola, ci sta, è giusto, sardo, lui, diciamo, è l'inventore di tutto. Lui, ricordiamo sempre quel gol che ha fatto per il campionato, per il nostro primo campionato, rimane ancora nella leggenda, quindi ci sta, cioè veramente
Ti amo Gai, sei la cosa più bella del mondo. Viva Gai! Poi abbiamo Alessandro Tognin, ragazzi, e quindi ho creato un uomo alto 2,10 m per 30 kg. Ragazzi, quest'uomo ha delle difficoltà. Quest'uomo ha delle difficoltà. È bruttissimo. Guardatelo che no. Cioè, Tognin è la cosa più spaventosa che ci sia. Guardatelo. Guardatelo. No, non ce la faccio. Però si è meritato. Però se l'è meritato. Anche lui una faccia reale, perché comunque è uno storico. Tognin, però guardate le gambe, la bruttezza di quest'uomo. 2 metri. 2,10 m per 30 kg. Italiano, questo sì, alla prolifica, un giocatore molto tecnico, nel senso 90 di dribbling, calcio bailado, però fisicamente ha delle difficoltà grosse. Non mi interessa, tu sei questo, non per il cazzo. Poi abbiamo Amedeo Doni, anche lui un boliviano, un'ala prolifica di 16 anni, 1,55 per 59 kg. Cioè, guardate quest'uomo, guardate questo è Amedeo Doni. Cioè, una delle cose più brutte del mondo, però forte. Velocità 96, ragazzi, eh. Sì, c'è fake Amedeo e Amedeo Doni, ovviamente. Questo è questo è Amedeo. Sei troppo iconico, devi essere contenta, assolutamente. Quindi questo è Amedeo Doni, fortissimo, perché comunque velocità 96, tiro, giro 92, un'ala, è una bella bestia. Però ragazzi, 1,55 m per 59 kg, difficoltà importanti. Ecco. Poi abbiamo il Tudo, ragazzi, il Tudo, 2,06 m per 100 kg, attaccante, è solo forte di testa, è uno scandalo di giocatore. Ma questo è il Tudo, sulle sembianze di Koller del Borussia Dortmund. Volevo farlo proprio così, pelato. All'inizio ho pensato a Igor Tudor, però era troppo scontato. Ho detto volevo un pelato, perché il Tudo mi dà l'idea di un pelato alto, anche lui con qualche problema, e l'ho fatto così. Ecco, quindi questo è il Tudo. Quindi questo è scarsissimo, coi piedi uno scandalo, però di testa, ma negli ultimi minuti può regalarci delle soddisfazioni. 2,06 m per 100 kg. Molto bene, molto bene. Poi abbiamo Kaiser Francone, anche lui con la faccia, diciamo, premium, perché se lo merita, vocina. Che dire di lui? Lui è un attaccante medio forte, una bella riserva, 1,96 m per 80 kg, il Kaiser Francone, può dire la sua, un tedesco, ovviamente. No, questo teoricamente sicuramente Jürgen Klinsmann, la faccia di Jürgen Klinsmann. Poi abbiamo il Comenda veneziano, classico, solita faccia da culo, 16 anni, più forte solo per un discorso che viene da grandi stagioni passate, elevazione colpo di testa 99, scandaloso nei passaggi, il solito Kuhn rincoglionito. Molto bene, e abbiamo finito. Questa è la prima squadra, ovviamente può entrare chiunque, se ha voglia di commentare, fare tutto quanto, e basta, questa è la squadra. Adesso però andiamo a giocare, perché sono già stanco, fiori, di parlare, di cagare. Boh. Allora, tutto insieme facciamo campionato master, molto bene, formazione di club, andiamo, sei contento Guy? Ok, abbiamo già dei parametri importanti, guardando insomma le stelline siamo forti, però come allenatore scegliamo insieme se volete. Vediamo, sono tantini, vediamo, ce ne sono parecchie, ragazzi. Nessun problema. Gheorghi Agi non posso, cioè sì, è bello per il meme, però abbiamo già Agi, cioè ce ne sono lascio a voi anche la scelta, per me, ma non c'è il cancello, volevo Ancelotti, ma non c'è Ancelotti. Quanti cazzo sono? Ibra, Recoba, Maradona, con appunto, cioè non c'è Zico, Carlos, Gullit, Bebeto, Van Gaal mi fa paura perché la faccia è un po' così. Nuno, Mancini, ma no, Inter, ecco, ma di quello no. Ibra a sto punto. Tanti, non c'è Mazzari, tanti vogliono Ibra. Non c'è. Eccolo qua, io voto Ancelotti, però in questo momento Ibra al comando. Ma quanti cazzo? Paolo Maldini è troppo. Vediamo, aspetta, Ibra fa troppo ridere,
Raga, Pioli non c'è, Ancelotti, Ventura non ci sono, ragazzi. Quelli no, non sono quelli qua, possiamo mettere, cioè. Grande. Spezia, no, interisti no. E il sondaggio come cacchio il sondaggio, ragazzi? Io sono uno scandalo. Ragazzi, in questo momento Pioli non c'è. Possiamo mettere Ibra in questo, cioè, adesso non possiamo fare 2 ore qua perché sennò facciamo 2 partite. In questo momento Ibra al comando. Se Ancelotti per un altro Ancelotti. Come c'è? Pioli c'è? Dove cazzo c'è Pioli? No, scusate se c'è. No, ma padre Pioli, vi prego, c'è. Per cortesia. Guarda, questo Ibra come è fatto Ibra? Che bello da vedere. Non lo so. Calma, non siamo ancora in Serie A. Raga, Gai, a parte l'interista, sceglie Gai, perché qua nessuno scrive, cazzo, se giocatori Ibra o Pioli. Che cazzo è Pioli? Devo perdere 2 ore qua. Non lo vedo padre Pioli. Sono in coglionio mio probabilmente, sicuro. Ancelotti, io voglio Ancelotti, ragazzi. Vince Carletto, comunque non lo vedo. Pioli, mi fido di voi, ragazzi, assolutamente. Sulla mia testa non può. Eccolo qua! Mamma mia, Novara a Carletto. Grandissimo Gai. Gai comanda, sì. Immaginate il caro Ancelotti italiano, elegante. Allora, qua facciamo così, frequenza trasferimenti bassa, disponibilità difficile, budget di partenza ridotta, non siamo un cazzo, prima finestra trasferimenti disattivata, ingaggi annuali, libertà avversario, sappiamo che ragazzi con Superstar, Ministress, leggermente cosa, stiamo su campione, tanto è il penultimo, Superstar, campione, siamo tranquilli, 10 minuti, yen anche no, euro, stop finestra al mercato solo ci sono progressi, benissimo. Molto bene, qua ci siamo. Adesso vediamo chi presenta, adesso vediamo un po' il tutto. Ci siamo, raga, siamo tornati, Eccolo qua, eccolo, cioè, dai, è bello, però ci godiamo sta cosa qua. Faccio sempre 10 minuti, Allora qua, alla Sidotti. Sidotti è il cubo, fatalità, che bello. Questa è una bella cosa, grande Sidotti, cazzo. Come non c'è l'audio del gioco? Non c'è l'audio del gioco. È vero, cazzo. Adesso cerco di sistemare. Perché sta roba? No, forse non c'è la musica, però, perché sentivo prima la musica l'ho tolta per il copyright. No, penso che ho tolto la musica. Sì, Ancelotti, bravo, col caffettino. Adesso vediamo un attimo se cerchiamo di capire questa cosa. Che qualcosa ho tolto sicuro. Okay. C'è la musica, dovremmo provare ad entrare. Ecco, il mio obiettivo è entrare in Champions, io sono sincero, la rischiamo, ma. Aspetto che il vostro cosa facciamo? Vincere no. Champions o metà alta della classifica? Aspetto il vostro commento. Allora, raga, l'obiettivo è vincere la Champions, ci manca solo quella praticamente, poi sarebbe bello fare un mondiale e portare tutti quelli italiani, perché purtroppo non posso dire. Comunque il Tudor di Monaco, del Principato di Monaco Tudor, è un classico nobile del Principato di Monaco. Puntiamo alla Champions, no, tricolore, Amedeo stai calmo, UEFA Champions League, ok, molto bene. Puntiamo alla UEFA Champions Cup. Il classico, conferenza stampa. Allora, facciamo il momento più precedente calcistica, è un po' difficile da credere, però vai. Voglio vedere, voglio davvero far faville, vabbè, questo faccio io, ragazzi, sono da 30 anni le stesse cose. Ok, raga, partiamo subito con un Venezia-Lecce al Pierluigino, poi Milan, Milan-Lazio, Fiorentina, quindi subito un calendario difficile. Dobbiamo fare gli allenamenti però. Allora, Mito, lo alleniamo. Ma sta anche lunga sta roba.
scusate. Allora, dov'è che è più scarso Mito? Dove sei più scarso il Mito? Sì, portiere offensivo, ok. Apicella. Api. Sì, frontale extra. Giangrosso. Sì, i difensori li cazzerei tutti qua, sinceramente. Però certo bisogna fare forse quello mirato, però non lo so. No, lasciamo quelli così postati. Ho sempre fatto così, non ancora, ma fa ancora. Cerchiamo di non fare troppe robe. Sì, i centrali mettiamo frontale extra. Vediamo. Chinope. Accelerazione veloce, ha bisogno. Mattatore. Abbiamo mattatore. Ugoccioni. Ok, allora qua abbiamo lui com'è? Offensivo. Offensivo, dai. Però lui è difensivo. Infatti ok, giusto. Abbiamo Agi. Agi lo voglio più forte. No, giocatore sì, giocatore chiave. No, lui deve migliorarlo su altre cose perché è già forte là. È molto lento. Collante. Lo miglioriamo qua. Scusate se non leggo volutamente con questa cosa. Qua abbiamo Sidoti. Lo miglioriamo qua, ok. Amedeo è uno scandalo nel controllo lo mettiamo qua, taglia al centro, ok ragazzi. Poleman Guy, la bellezza fatta uomo. Guy deve migliorarmi la parte alta. Sì, in realtà poi non difende Guy, quindi chi se ne fotte. Regista creativo. Cumendone ha bisogno di velocità il Cuba, ok. Furgoncino dei gelati deve avere tutto poretto. Furgoncino lo mettiamo qua. Mayweather frontale extra va bene, frontale extra, e lui è un difensivo qua va bene così. Prussia da un poretto alle gambe un po' difettate. Gigi Palla, credo di migliorare tutto, cazzo. È un giocatore chiave. Fake Amedeo. Che la parte sopra. Va bene. Lo spagnolo. Qua la velocità deve migliorare questo, Eccolo qua. Il body. Anche lui lo voglio più veloce. Ok. L'uomo secco qua. Ok. Kaiser Francone. Senza palle. No, senza palle. Il Monegasco ovviamente la parte sopra, che è una roba abbastanza vergognosa. Ok, anche molto lento. Buono raga, Fiori, partiamo? Si parte? Sì. Raga, si parte, prima giornata, Venezia-Lecce, lo zoccolo duro è tornato. Mettiamo 10-8 minuti, ultimo commento e poi andiamo.
avevo promesso, raga, un po' di ritardi per vari motivi, soprattutto lavorativi, cioè nel senso ho tante cose da fare, non solo del mio lavoro, ma comunque cioè, purtroppo avere una famiglia, e non pensando, sono ancora bambini, quindi comporta molti impegni. 8 o 10? 10. Vediamo, allora sistema, sì c'è di 8 minuti, eccolo qua, 8 o 10? È 8 infatti comunque, dai cominciamo con 8, dai cominciamo con 8 e andiamo. Si parte raga, primo match, Venezia Lecce al Penzo, al Pierluigino Penzo. Bravo Medeo. Tonin sta realizzando un sogno, d'altronde ho 30 kg per 2 metri. La titolarità, la squadra titolare è questa, adesso la faccio vedere, eccola qua. Questa è intanto la titolare. In porta mito Ugoccioni, Gianpiccolo, Apicella, per chiaramente ragioni storiche, ma diciamo che Mayweather e Zincaro hanno molte probabilità di finire presto, anche se Apicella è forte. E Chinope, Agi come centrocampista, l'Andrea Pirlo, praticamente il genio della squadra, e Maurizio Michelotto. Poi Mangani trequartista, bello da vedere, super scopabile. Sidoti capitano, ala destra elegante, bella e perfetta. Amedeo Doni alla sinistra, rincoglionito della squadra, ma un bell'uomo anche lui ogni tanto. Come da veneziano, punta. Allora diciamo che le varie faide, Furgoncino di gelati, poveretto, è un po' là per il meme. Abbiamo Mayweather e Zincaro che sono, adesso Zincaro è un po' favorito, lo ammetto. Asani è da capire perché punta molto sul coreano Kinobi. Sossai lo proviamo presto perché è un giocatore sconosciuto, è veramente un giocatore, lo talent scout hanno trovato su Sossai. Prussia è la riserva naturale di Michelotto. Gigi Palla è la palla impazzita. Fake Amedeo è la nemesi di Amedeo Doni, quindi è la riserva di Sidoti. Giapep, anche lui è un po' una mina vagante come Gigi Palla. Il Bode fa tutto, quindi il Bode può fare il trequartista, seconda punta alla destra, quindi siamo tranquilli. Tonin è l'ala sinistra, la riserva di Amedeo, pazzo, non difende, rincoglionito secco, però ha dei numeri incredibili. Kaiser Francone è la mia riserva. Il Tudo, cazzo, lasciamo fuori i furgoncini gelati, chiaramente. Il Tudo, ovviamente, è un giocatore in questo momento, da ultimi 10 minuti, la butti in mezzo e preghi. Diciamo, perché purtroppo con i piedi ha delle difficoltà quasi imbarazzanti per il momento il ragazzo. Però può dire la sua, insomma. Ecco, quindi tutti possono giocare, può entrare anche gente nuova, ovviamente. Quindi, insomma, chi ha voglia di entrare, commentare e tutto, sa che può assolutamente entrare nello zoccolo duro. Adesso Concentration, me l'avete chiesta, l'ho portata con un po' di ritardo e mi dispiace, adesso però, cazzo, divertiamoci insieme, viviamoci. Ecco, ho voglia di vivere un po' i vecchi tempi dove erano tutti un po' più spensierati, meno pensieri, meno problemi, lavoro, come si dice, tesi di laurea e altre cose, perché ragazzi la vita sappiamo che può essere meravigliosa e anche no, ok? Quindi ci tengo per vari motivi a fare una serie bella, divertente, divertiamoci, non pensiamo alle cose brutte che ci sono, che sono tante purtroppo. E niente ragazzi, non voglio andare oltre, però voglio che questa serie sia bella proprio perché qualcuno più di qualcun altro se la merita, no che Amedeo Doni è uno stronzo, io sono un figo, è anche questo vero, però non è solo questo, quindi divertiamoci insieme e cerchiamo di portare a casa la Champions League. Boh, dai raga. Perché il Tudo purtroppo, so che tu sei contro Tudo, però è un meme vivente, cioè tu non puoi non mettere un meme che pensa che il Tudo in ogni live che seguo è sempre quello che paga di più, nel senso io non so come cazzo fa quell'uomo che è proprio monegasco. Il Tudo primo, anche adesso non mi ricordo di chi, sempre il primo, sto qua paga tutti, cioè veramente quindi è divertente, dai, il Tudo è un grande, cioè, può avere i suoi difetti, è un riccone di Monaco, ma dai, ma ci sta anche lui in questa banda di pazzi. Va bene ragazzi, andiamo.
Dai raga, andiamo, cosa devo fare? No, scusate, non ho capito. Forse mi sono perso qualcosa a livello nazionale. Ma se non ho offerte? Ma si fa di droga? Tanto salviamo che siamo tranquilli. Ok. Ah, c'è la roba, ragazzi, incredibile. Vai, ci confermo, non so cosa, ma la confermo. Ringrazio i 20 spettatori. Lo giochiamo o no? Qualcuno secondo me può andare già in nazionale comunque, conoscendo il gioco. Eccolo là, subito, Venezia. Ragazzi, poco da fare, sono ancora un grande. Sono ancora un cazzo di fenomeno. Però voglio andare alla nazionale, porca miseria, così ci divertiamo. Sì, grande Guccioni. Si parte, Fioi. Si parte, raga. Ragazzi, qua stiamo già contestando il Cume, raga. C'è la leggenda della squadra. Serie, che bello, dai, che andiamo. Come pubblicità. Ah, scusate. Vabbè. Next match, ragazzi. First match. Chiamatelo come volete. Guarda che belli. Guarda che belli. Siamo bellissimi. Agi, lo vedo già seduto là, tutto figo. Sono Agi. Guarda che piccolino Amedeo Doni e Eyman. Sì, lo so, Gai, hai ragione. Ma io ragazzi non è che scelgo le pubblicità, fa tutto lui, no, ve lo dico che lo sapete. Divisa, chiaramente andiamo con la retro, dove mettiamo anche quella normale, comunque. Andiamo, contro una bella, stadio qua tutto casuale, ovviamente. Casuale. Siamo proprio che lo stadio ufficiale, qua abbiamo tutto. Schema di gioco, per la prima partita partono i big, anche se c'è gente più in forma, in questo momento partono i big. Però abbiamo quanti cambi? Ne abbiamo 5 teoricamente, non mi ricordo più. Non credo un cazzo, dopo guardiamo. Andiamo, calcio d'inizio, si parte. Amedeo Doni in copertina. So cazzi, vai! Vogliamo vincere la Champions. Questo è l'obiettivo. Signori, si parte. Agi ha promesso il best goal. Speriamo, sarebbe bello. Ma cosa mettiamo? Best goal e mettiamo i trofei. Comunque ho tutti i trofei scorsi, dopo la metto sta cosa, Vai Fioi. Ho tutto quanto. Vai che si parte. Sidotti capitano, dai cazzo. Con Sidotti capitano tutto è possibile. Abbiamo l'inno del Venezia, anche così a caso. C'è tensione. Si comincia, raga, si comincia. Sì, in inglese, questa moda in inglese, sì. Che stronzo che sei. Agi è proprio così, è così. Devo amare per questo. Agi è un bell'uomo, forte, di un'arroganza disarmante. E sono sicuro che se ci troviamo dal vivo mi tromba subito in realtà. È vero, l'ho sentito una volta forse. Amedeo Doni incaricato di far tutto, benissimo, bravi. Si parte ragazzi, guardate Gai! Amedeo! Si parte ragazzi. Amedeo Doni ha 2 giocatori, quindi voglio dire che rompe i coglioni. Amedeo è così, basta. Si parte raga, guarda che belli. E avevamo le foto purtroppo. Chi è quel gobe? Penso è la cosa di coso, Best. No, sì, Best. Bobby Charlton. È troppo uguale a Bobby Charlton, dai Amedeo. Vai raga che andiamo. Si parte signori. Inizia ufficialmente lo zoccolo duro. Ed è uno zoccolo duro un po' diverso. Siamo più grandi, sempre rincoglioniti. E questo è il cume signori. Questa è la partenza, non molto rassicurante. Dobbiamo trovare, lo sapete all'inizio, dobbiamo trovare la quadra apicella. Mamma mia, Michelotto mi fa già paura.
Attenzione, eccolo qua, Amedeo Doni, un uomo curioso. Amedeo, ecco. Mamma mia. All'inizio sarà durissima, ci saranno forse tanti pareggi, lo sappiamo. Però la squadra comunque ha una buona qualità di base, perché abbiamo comunque 4 stelle e mezzo, se non erro. Michelotto. Ancora Amedeo Doni, fa tutto Amedeo, signori. Amedeo, veneziano. Come subito il Cume lancia fake. No, fake, scusate, Amedeo. Attenzione, Ugoccioni la mette in mezzo. Niente da fare. Michelotto, mamma Michelotto. Eccolo qua, Gheorghe. Eccolo Agi. Eccolo Agi, fastidioso, arrogante, ma sempre di classe. Guarda Agi come si gira, guardalo che roba. Ugoccioni, Amedeo Doni. Amedeo Doni un po' il mattatore. Amedeo per Veneziano, subito di testa. Che c'è Faker. 14 minuti, sempre 0-0, partita subito collosa al Penzo. Senti i giocatori durissimi, comunque non è una cosa bella questa, eh? Attenzione qua. Ugoccioni. Può ripartire il Lecce, ma la situazione è brutta. Finalmente vediamo che dalla parte destra della squadra. Agi subito recupera palla. Gai purtroppo sappiamo dei problemi fisici. Michelotto, arrogante Michelotto per Sidoti, prima palla toccata dal nostro capitano Francesco Sidoti, il più bello della squadra. Michelotto la recupera. Agi vede Sidoti, che passaggio, mamma mia! Sidoti la mette in mezzo, cross strepitoso, ma Veneziano sta pensando alla figa e quindi non arriva benissimo. Sappiamo che il Kuma all'inizio è scandaloso. Subito partita collosa, difficile. Chinope, ammazza già un giocatore. Gianpiccolo, Apicello, il capitano, la leggenda, è quello che ha creato la squadra con i soldini. Gai la lancia molto bene per Ugoccioni. Cambio gioco Ugoccioni, però si perde un po'. La squadra gioca molto sulle fasce. Questa, ecco, Amedeo Doni fa sta stronzata subito. Michelotto, l'Agrid. Grande Agi. Devo trovare un po' anch'io la quadra, perché rispetto allo zoccolo duro di una volta ho fatto giocatori un po' più particolari, anche per non fare sempre la stessa roba, raga, perché sono vedo coglioni. Bravissimo Chinope, il coreano per Sidoti. Qua Sidoti la perde. Diciamo che siamo un po' duri di condizione, sentendo un po' la presenza della squadra. Ancora Chinope, per attenzione. No, questo non è mai fallo. Questo non è mai fallo, ref. Questo non è mai fallo. Michelotto, 25 spettatori, grazie, 21. Dai raga, una voglia di stare con voi, incredibile. Nonostante i pavimenti distrutti va bene tutto. Attenzione, Madonna Michelotto. Non tira il palo! No, ma stai scherzando? Subito il cupolotto, va bene. Chinopio qua la perde. Agi, splendidamente splendido. Musica e magia, Agi deve lanciarla però perché... guardate che passaggio a Amedeo. Vai Ugoccioni, proponiti, bravo Ugo. Vai Ugo. Il San Marino, se non sbaglio, mi ricordo più in campo. Mi ricordo già più le nazionalità, scusate, veneziano, bello per Ugoccioni, però non c'è veneziano in mezzo e questo è un problema. A giocare una punta non è facile, però per poter far giocare tutti, secondo me è l'unico modulo possibile per avere Heyman trequartista, Agi inventore, centrocampista la Pirlo e tutti gli altri. Con due punte, so cazzo. Porca puttana. Michelotto, mamma mia, il quadruplo. Però non ha due piedi, due ferri da stilo, 0-0. Lo so, Amedeo. Giocata magistrale. Allora, cambio, aspettiamo un attimo. Però vedo qualcuno già un po' fuori forma. Vabbè, veneziano, se Ribagordi e il Kuma sono scandalosi, Cioè, il Kuma non sta in piedi, ragazzi. Il Kuma non sta in piedi. Anche Gai, paradossalmente, non benissimo. Gai di solito è quello che
parte sempre a boom perché è brevilineo, quindi parte a boom. Paradossalmente il migliore in questo momento Agi, Michelotto e forse Amedeo, comunque si è proposto, attenzione, fuori gioco. Sì, lo so, classico 0-0, è così ragazzi, il primo anno, la prima metà di stagione è così di solito. Veneziano con i balloni, però questo è il Cume, signori, Spondona Simulator. Amedeo, cosa fa Amedeo? Pretende un po' troppo della sua classe, ma ce la fa Amedeo! Non ci credo, che giocata di Amedeo, come me l'aspettavo, Michelotto per Agi, Agi è famoso per il suo tiro, bravo Agi, peccato. Lo so perché io volevo che puntare sul veneziano, però a questo punto forse ha ragione Gai. Magari con il Tudo possiamo puntare più su un gioco sulle fasce, magari perché il Kuma sì che di testa è fortissimo, però siamo ancora scarsi rispetto al solito, diciamo. Fake Amedeo il problema di Fake purtroppo ha una fisicità rispetto a Gai è normale, Amedeo un po' meno. Infatti chiedo sempre di mettere un mi piace e donare 1000 euro per la causa di Amedeo. Vai. Allora, Sidoti. Non voglio rischiare, non così però. Ugoccioni. Di chi sarà il primo gol stagionale? Tante volte lo fa il veneziano. Ugoccioni per Amedeo Doni. Non posso driblare così. Bravo. Tra poco partiamo con i cambi. No, che buco, ti prego, no. Bravo Api che comunque ha chiuso in qualche modo. Il coreano. Bravo Sidoti che vede benissimo Pole Mangai, l'asse Gai veneziano che ha scritto pagine indimenticabili, ma veneziano c'è un pachidermo scandaloso, cazzo, mamma mia. Cominciamo con i cambi, raga. Allora vediamo chi proprio non c'è. Veneziano non mi è piaciuto. Mettiamo il Tudo. Pensate, il Tudo già da sto minuto. Devo fare un po' di cross. Mettiamo Tognin per Amedeo, perché comunque è più in forma. Una squadra non molto in forma. Poi vediamo. Mettiamo Fake Amedeo. Quando io non mi metto, mettiamo capitano Gai. Capitano è Sidoti, Gai, Agi. Ok. Resto. Abbiamo ancora 2 cambi. Proviamo Prussia per Michelotto troppo in forma. Ugoccioni è morto. Proviamo Sossai, bell'uomo Sossai. E a questo punto proviamo anche al posto di Chinope. Vai, proviamoli un po' tutti. E vediamo. Attenzione. Aia. Mamma mia che culo. Mamma mia che culo. No, di testa però. Cazzo, la prende, incredibile. Agi, bravo. Agi, Gai, Agi. Sidoti. Siamo imballatissimi, raga, Non mi mancano le prime partite di PES. Va bene, buttare fuori, dai, cambio. Avanziamo un po' il baricentro. Attenzione, Fake Amedeo, ma la perde subito, Fake Amedeo. Bravissimo Gianpiccolo, bravissimo, la difesa per il momento bene. Adesso prendiamo gol sicuro. Attenzione Fake Amedeo, prova a lanciare il Tudo, oddio, attenzione il Tudo, no, ma il Tudo, prova la sassata, attenzione, mamma mia. Ha fatto più il Tudo in un secondo che veneziano il Tudo. No, ho sbagliato io, che cretinato. Peccato. Dai. Peccato. Attenzione, no, sei bello Tonin, fidati. Attenzione, Fake Amedeo. La mette in mezzo, bisogna mettere in mezzo per giocare. Attenzione, Agi. Non riesce la sponda purtroppo. Siamo già all'80esimo. Vabbè, prima partita come al solito, triste e grigio 0-0. Brava Picerno, la difesa c'è comunque per adesso. Michelotto. Heyman. Agi. Bellissimo Agi, Amedeo non capisce Fake.
Fake Amedeo. Porca miseria, cross non bellissimo. Asani, cosa fa Asani? Ma perché tiri? Ha rincoglionito. Ma guarda che buco, guarda che buco. No, non prendiamo gol però. Bravo Mito. Asani la butta su. Il Tudo. Dai, premio di testa però Tudo, che cazzo. Tanto Tesimo finisce col pareggio solito. No, ti prego, dammi un'ultima chance. No! A vuoto qua. Bravissimo Picella, Picella, però in difesa è sempre un pittore, eh. Tudo corto. No, che scandalo, che mamma mia il Tudo. 0-0 lo sappiamo. Vabbè, è andata così, la prima partita lo sappiamo, è sempre un'incognita. Ma guardatelo, un uomo incoglionito al cume, un uomo in difficoltà. Mamma mia, veneziano, veramente inguardabile. Vabbè, prima partita finita così. Il Milan ha vinto, un'altra novità. Calciatore del calciatore europeo, tradizione comunque, ovvio. Kylian Mbappé, calciatore europeo. Ok. Ok, adesso possiamo giocare, però che due coglioni queste robe. Sorteggio della morte, ma chi c'è? Ma siamo dei Champions, non credo. La Champions Lega, la Champions Lega. Napoli, ok, bla bla bla. Il Pafos, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Ah, ma come? Siamo in Europa League magari? Ma perché mi piacerebbe? Penso di no, però. Ok, vabbè, meglio, meglio. Benissimo. Ok, andiamo avanti. Ok, bene, subito a San Siro andiamo ragazzi, partita un po' difficile, comunque è rimasto tutto casuale. Qua abbiamo comunque, giochiamo così. Oh, devo sempre mettere così, due coglioni. Ok, schema di gioco. Attenzione guys, già in difficoltà mettiamo il Bode. Qua devo puntare molto giocatori in forma. Veneziano c'è, Mayweather per Giangrosso. Kaiser Francone può entrare nel secondo tempo. Il resto, Gigi Palla, però sono scarsi per il momento, non rischiamo. A Picella lo tengo perché mi dà fiducia. Vai. No, non c'è la conference purtroppo. Eh sì, beh, contro sto Milan possiamo vincere. Ah, mia caldo però. Andiamo, siamo a San Siro. Di solito Veneziano si esalta in queste partite, il talentissimo. Si parte, raga, con il Bode, trequartista. Il Bode poi se la mina vagante, perché veramente col suo vero colore di pelle e con la faccia di Clarence, perché lui ragazzi veramente lo chiamavamo Clarence Edwards, non sto scherzando, era uguale nel modo di tirare. Veneziano, questa è una maglia che mi piace moltissimo, quindi possiamo fare bene. Amedeo, attenzione Amedeo. Siamo contro il Milan, quindi una partita semplice sulla carta. Amedeo, purtroppo sono milanista, lo ricordo, per chi è nuovo. Sidoti per Agi. Bello, va bene Agi, va bene. Comunque l'unico che ha fatto già è il secondo più importa della squadra. A Picella, di una bellezza a livello difensivo. Picella mostruosa. Michelotto, madonna mamma mia, Picella, il nostro presidente, sempre per sempre. No ragazzi, Veneziano sembra uscito da una discoteca con 3 gnocche, mamma mia. Perché no? Scusate, adesso che sono troppo felice. Ok. Dai Ugoccioni, ecco Ugoccioni lo vedo ancora un po' spaesato. Amedeo! Dai. Dobbiamo vincere con Lecce però. Fallo! Cosa? Boh, non mi raga qui sinceramente. Ah, mamma mia! Abbiamo rischiata raga.
Sì, il Cume è veramente disastroso. È il peggiore che sento a livello di durezza. Mamma mia. Proprio pesante, pesante. Comunque proviamo anche Agi trequartista, ecco. Bravo, bravo. Attenzione Agi. Il pittore, vai Sidoti. Vai Sidotino mio, vai Sidotino nostro, vai Sidotino. Sidoti se ne va, Sidoti se ne va, Sidoti se ne va. Prova il pass, prova il cross. Calcio d'angolo, va bene, va bene, va bene. Sidoti. Sidoti vuole pennellare. Attenzione, veneziano! Mamma mia, peccato. Dai che si vedono i primi barlumi veneziani, dai. Concordo Sidoti. Assolutamente. Siamo noi, Milano siamo noi, ma non vinciamo un cazzo da 100 anni. Michelotto comincia, attenzione, Michelotto inizia nervosissimo, so cazzi, a Picella, vediamo se c'è per la garanzia stavolta, dai. Bravo Mayweather, bravo Mayweather. Agi, bravo Agi. Agi vede Sidoti, Sidoti si invola, Concord Sidoti, ma il Cume, sei un coglione però, c'è un po' di profondità là, dai. Attenzione Chinope, molto bene, per effetto Serra, Bodelli, Sedorf, Sidoti, Agi, ancora, niente, Agi sta tentando tutte le cose in questo momento. Attenzione, madonna, elegantissimo quel bode, elegantissimo il bode. Niente, veneziano non esiste, mamma mia, come, non è la storia, non è tutto come deve svegliarti, se no perdi il posto. Stiamo giocando meglio contro il Milan e contro il Lecce, ma è normale, ci sta, il Lecce è largamente più forte. Bravo Chinope, beh, Origine, ancora Origine, Fake Amedeo. Cioè no, Fake Amedeo, scusate, non capisco più un cazzo tra Fake e Amedeo, veneziano. Agi lancia Sidoti. Sidoti, peccato. Veneziano che poco reattivo nelle sue giocate di rapina. Il gol, stiamo giocando per adesso, Agi. Sidoti, qua forse è preso un po' troppo lento qua. Non devo capire anche come giocano i nostri giocatori qua, la loro caratteristica, perché Sidoti comunque fa proprio fatica da fermo. A Picella, sempre bellissimo, splendido per Ugoccioni. Attenzione al bode, Bodelli per Amedeo, vai Amedeo, qua ha spazio, ti prego, bella per il Cume. Mamma mia Amedeo, ragazzi, ma veneziano la recupera. Sidoti, bloccato, peccato. Sì, quelli più in questo momento migliori sono sicuramente Sidoti e Agi, ma sempre prima. Comunque mi sembrano poco. Mettiamo 10 minuti. 8 minuti sento poco, Andiamo 10 sicuro. Veneziano non mi sta piacendo, mettiamo il Kaiser sinceramente. Mettiamo Vocina. Vai. Vediamo Kaiser Francone. Questo è il debutto di Frank. Mamma mia, Vocina. Leao, quindi non è in pericolo. No, Leao, che cazzo, non devono prendere gol da Leao. Chinope sveglia, bravo Chinope. Bravo, qua Francone mi sei piaciuto tantissimo. Agi prova a lanciare, lancio difficile, ma Francone la prende. Bode Francone, attenzione, che azione, Francone, Vocina, e Amedeo Doni sei nel primo gol del nuovo corso. Amedeo Doni, 1-0 Venezia, incredibile San Siro. Pazzesco, esce il Cume e viene fuori una bella azione, pazzesco. Guarda qua, bravissimo Francone, tic. Francone per il bode, ancora Francone che poteva forse già passare, ma prova il tiro, parata di Magnan, ma Amedeo Doni la insacca. Incredibile Amedeo, primo gol di Amedeo Doni dello zoccolo duro, ma bellissimo Francone. Vocina ha fatto una sponda alla Cume. Deve stare attento il Cume qua, perché perde il posto. Kaiser Francone e siamo in vantaggio a San Siro, non ci credo. Amedeo felicissimo, attenzione, che buco, bravissimo Mito.
Il passaggio di merda però, Salemaker. O Salemaker, lascia voi la scelta, Santiago, no, che cagata qua di... Adesso il Milan prova a spingere ovviamente. Francone. Come è entrato in campo, ma cosa ha fatto Francone? 2 giocate fenomenali, stop e passaggio di suola praticamente, cioè che se non è così va bene lo stesso. Francone spettacolo. Attenzione il Bode, comunque che il Bode è arrogante, un Bode arrogante. Sidoti, bravissimo per Francone, per il Bode spettacolare per Francone, ancora Francone, la mette in mezzo il Bode, calcio d'angolo. Sidoti, Michelotto! Oh, Maurizio Michelotto! L'uomo che ama le ragazze giovani! Michelotto 2-0 di testa su cross di Sidoti. Cosa fa quest'uomo? Cosa fa Michelotto? Cosa ha fatto Michelotto? 2-0 Venezia. Stiamo sbancando se si arriva Sidoti, che cross. Boom! Michelotto ed è 2-0. Due realizzatori, cioè così, nel senso altro che veneziano, Agi e Eyman. 2 giocatori, diciamo, che di solito tagliano la legna. Hanno portato 2 gol incredibili. Attenzione qua, grandissimo Mayweather, Milan inesistente, che bello. Occhio, attenzione, Salemaker. Aia. Recupera però Leao. Occhio. Bravo Michelotto. Hanno cambiato la squadra, però attenzione che qua facciamo questi cambi, diamo sempre spazio a tutti. Esce il Bode stanchissimo. Mettiamo Gigi Palla, proviamo Agi, trequartista. Gigi Palla. Mettiamo Prussia. Dobbiamo provare tutti, raga. Mancano 2 cambi. Slotti si stanca però. Ok, ultimo cambio. Zincaro per Apicella. Speriamo bene, non fare turnover però, perché la squadra fa fatica, se no. Occhio. Mamma mia, avrà vomito. Agi per Sidoti. Sidoti prima di uscire, vedremo se sa fare un super passaggio. Sidoti a Francone, mamma mia Sidoti. Ma Francone è entrato da Dio. Vocina. Qua Vocina ha fatto una cazzata. Siamo allo 78esimo. Occhio ragazzi, stiamo un po' dormendo adesso. Bel gol del Milan, 2-1, corso la distanza il Milan con Gimenez, incredibile. 2-1, siamo un po' calati, si sta anche la squadra. Amedeo, ragazzi stiamo attenti però adesso, passiamoci un attimo. Milan ha preso tanto campo adesso. Devo passarmi troppo, però faccio fatica. No, forse 8 minuti vanno bene però, dai. Attenzione, Gigi Palla, il boliviano, bello sto passaggio. No, Francone, calma l'aggressività di Francone, il Kaiser. Ammonito, prima ammonito dello zoccolo, Kaiser, Francone. Vocina. Lo so, hai ragione, però faccio fatica. Sento che la squadra è veramente distrutta. Sempre toccare palla, bravo Chinope. Felice Amedeo. Bravo per Amedeo. Vocina, Agi, bello Agi, dai Vocina. Non ci credo, miracolo su Vocina. Come è entrato però Vocina, ragazzi. Che giocatore, che spettacolo Vocina.
Grande vittoria, 2-1, pesante come un film di Fassbinder. Oh, generoso. 2-1, Milano, così, a Milano, sbanchiamo San Siro. Buona vittoria, il Venezia è già quarto. Mamma mia che caldo, sto impazzendo. Guarda che bello, Amedeo. Ora Lazio. Ora contro la Lazio in casa. La mossa per Uchisia. Ciao. Bello qui. Ora divisa. Siamo così. Schema di gioco. Veneziano pulsa adesso per pazzo. Ancora Gai messo male. Poi abbiamo il Togno. Devo alzarlo un po' perché Tonino è così. Tutti messi male a parte Veneziano, devo tenerlo Veneziano che se Kaiser merita il posto da titolare. Gai, anche il Bode sta così, possiamo girarla con Agi trequartista e Cicazzi pro centrocampo. Proviamo un centrocampo muscolare. Vediamo, proviamo a provarle anche ragazzi. Secondo me il modulo non è buono. Boh. Oltre a San Siro ragazzi, cioè è venuto a Milano. No, ti metto Asani, sì, Lasani. Tramonto. Venezia Lazio. E si parte subito Veneziano, deve svegliarsi però il Cume. Di solito quando informa il Cume, dalla terza giornata il Cume sboccia. Vediamo, guarda che gambette di Tognin. Ma cosa fa Tognin? No, cominciamo con Tognin. Mamma mia Tognin. Mamma Tognin. Ma non capisco sta crisi di Gai. Mamma mia che inizio scandaloso di Gai. Agi per Tognin. Mamma mia Tognin. Tognin, ancora errore di Tognin. Fa sempre la giocata difficile Tognin. No. Cazzo. Non lo so però, Ok, monito coreano. Agi, bravo Agi. Tonin, Agi. Questa coppia mi fa un po' paura. Agi, si invola Agi, splendidamente, splendido Agi. Prova ancora il tiro, niente, Agi vuole tirare da fuori in questo periodo. Dai. Dai, Fiori, dai. Il Cume mi preoccupa perché se il Cume comunque è fondamentale. Allora, bravissimo Sidoti, il Cume comunque c'era carburare perché è fondamentale. Prussia, debutto di Prussia dal primo minuto, vai Prussia. È un Michelotto con qualche capello in più. Lazio però un bel prestigio, Occio. Bravo, vai Sidotino. Cume non c'è, no, sono preoccupato perché veramente un Cume con tutto verde che non fa mai non attacca la profondità mi spaventa. Dai Cume, date una svegliata. Sidoti, vai Sid. Concord Sidoti si invola, Concord Sidoti. Bravo Concord. Ancora Sidoti che ha il piede perfetto, lo sappiamo. Sidoti, Michelotto, scusate, non sto sapendo più niente. Qua Chinoppa ha prodotto una cosa un po' da cioccolattaio. Apicella, che come sempre detta i tempi in difesa. Apicella è un po' il nostro Thiago Silva per classe. Sidoti, Concord Sidoti. Prova ad andare in mezzo per Tognin, dai Togno. Ugoccioni, la butta in mezzo Guccioni, bellissima, bravo Ugo, molto amico di Prussia Ugo.
Ma Tudo, ma io non ho bisogno dei soldi del Tudo, ho bisogno di un Tudo con noi, il Monegasco. Cioè, tutti hanno spazio, non preoccupatevi, raga. Ma figurati se metti i giocatori per i soldi, assolutamente no. Il Come è un collezionista e quindi è povero. Purtroppo, ormai la povertà regna sovrana. Attenzione. Danilo Cataldi. Occhio, brutta questa, mamma mia, orrenda. Oh, Michelotto. Mamma mia, Michelotto a guardare non so lei del passere. Zio Ken. Oh, che brutto rinvio. Niente, la squadra è ancora imballata. Cioè, che col Milan, il Milan va in B secondo me. Vai, Sidoti. Concordo, Sidoti qua lento. Sidoti, ma la peccato. Alziamo il baricentro, figli, dai. Bravo Prussia, molto bene Prussia per il Cume che però dorme. Il Cume da Agi. Agi, stupenda! Togni! No, non ci credo, ma cos'è sta roba, Tognino? Ma fai in culo. No, Tonio, cosa ha fatto Agi? Un numero fenomenale nel nostro rumeno. No. Attenzione, qua è pericolosa per noi invece. Occhio, occhio, cagatissima qua di Prussia, no? Mamma mia. Oh, eccolo qua, ecco, testa calda di merda del Cume. No, guarda. Agi mi difende, cazzo. Agi mi difende, grazie Agi. Ecco Prussia. Ecco, ciao Prussia. Che poi ho messo Prussia 89, non so perché, ho sbagliato, scusami. 86, nella velocità di creare tutti, dopo ti modifico. Attenzione, Ugoccioni, Ugoccioni, Ugoccioni. Ugo. Agi. Vediamo il pittore cosa fa, è marcato, ma devi... La Cuba devi... Ma devi darmi in profondità però, cazzo, devi essere sempre con l'uomo davanti, dai, come ti una svegliata, cazzo, però. Attenzione, Guendouzi, l'Alato sta attaccando bene adesso. Ora di far farlo Gianpiccolo. Occhio Fioi, non farlo tirare. Oh! Bravo, bravissimo Sidoti. Recupera Prussia. 0-0. Partita collosa. Aspettiamo di fare i cambi. Vai, tra poco cambia. Asani stai buono. Asani e Amedeo stai buono. Vai back. Sid backs. No, il Cume non esiste, ragazzi. Il Cume non esiste in questo. Lazio have come to the defense of their manager after he came in for some stick regarding some of his decision making. Attenzione Chinope. Bravo Prussia, molto Prussia 89-89, bellissimo. Prussia prova a fare un lancio, ma non ha i piedi buoni, invece sì, cazzo! Cosa fa Prussia? Attenzione Tognin! Numero di Tognin! Agi! Nessuno sa... Il Cume! Sì, no, non ci credo, nessuno ha fatto una cosa, l'asse Prussia Tognin, non l'ho capita. Come fra sì, no, l'ha messo lo cambio, no, assolutamente, Heyman. Sono un bagno di umiltà, attenzione qua, madonna cosa ha recuperato Agi. Ti prego Agi, questo sono i passaggi di Agi, il Cume! Beh, Cume basta, mi hai rotto il cazzo, madonna. Cume fuori, dentro Kaiser. Della prossima gioca il Kaiser titolare. Allora, qua serve. Abbassiamo Agi, che però gioca sempre bene. Mettiamo Gai, voglio provarlo Gai, perché mi sembra impossibile vedere un Gai così messo male. E basta per il momento. Dai raga. Mamma mia, hai rotto i coglioni Cume. Bravissimo Michelotto, Tognin, cosa fa? Calma, bravo Tonio. Tonio per Agi. Non ci credo, che passaggio per poco. Prussia, bravo Prussia, che comunque dà fastidio.
Chinope. Michelotto in ritardo. Referee's given it. That's going to be a booking. Ha monito Michelotto, guardalo. Michelotto più gol di Veneziano. Guarda. Cambio, entra Francone. Vediamo adesso. And it's Tavares. No, bruttissima questa, molto. Out Sakani. Occhio. Shape cross. Bravo Mito. In difesa ci siamo per adesso comunque. Nonostante tutto. Attenzione Gai, vediamo se Gai sarà svegliata. Agi lancia. Non bene, col piede debole. Perché col piede debole, Agino mio? La picella qua avanza, ma pericoloso. Gendouzi. Grande Api 3. Grande Api 3. E Sidoti qua non ce la fa. Sidoti è stanco. Swiftly. Sidoti è stanco. Mettiamo il Bode. Ok, mancano 2 cambi. Amedeo Doni. Dai, proviamo Asani. Dai. Che fatica ragazzi, sarà solo col Milan ovviamente. Chinope. Buono, dai. Throw it. Tudo, stai buono. Tudo, tu sei in questo momento il terzo attaccante. Tudo, devi crescere. Sei il monegasco, devi crescere. And he's managed to get Attenzione free. qua. Lazio ci prova. Agi perde palla. Agi qua, ma Mito c'è. Lazio really are Bravo. pushing forward. Gianpiccolo. It's making Maurizio Michelotto. romantic end to this game. Ugoccioni. Francone qua, no, non liscio però qua, no, non devi lasciarla, il velo Francone, qua adesso Francone già si specchia, Francone, perché ha la vocina bella, vai Agi, non vedo Eyman però, Agi, eccolo qua, finalmente Gai, voleva Gai, mozzarella anche di Gai, non so cosa dire. Attenzione Asani, bravo Asani dal Burundi, Agi, vocina, per il Bode, nostra, roba nostra. Danger averted for now. Sono Lazio zitto. making another change here. di abilità ovviamente. Bode, vai Bode, lancio del Bode, mamma mia anche il Bode, ha fatto serata il Bode. Can get it clear. Vai Bode, mettila in mezzo, Oh, it's played into the area. vocina peccato. Attenzione Agi, Be that, Peter. Maybe quindi siamo both ancora sides just imballatissimi gonna have to comunque. settle for a draw now. Apicella, no non è vero, non è mai fallo. Lazio have a free kick. La manca lei. Narosic. 86esimo. Lazio have to get it into the box and quickly. Bravo Agi di cuore, fallo. E questo non è fallo, no vabbè. It's a good foot in there. Fallo questo giustamente, mi sembra corretta la cosa. Zaccagni. Cataldi. Lazio desperately need a goal. Guarda che roba. Bravo, dai Amedeo. Ame. Vai Ame. Time is ticking away. Francone, volati Francone. No, lento Francone. No, Francone la recupera la ripeto. No, Francone anche tu, però oggi sei stato a far serata, Gendouzi. Zaccagni. Attenzione, Asani dal Burundi. Lazio being made to look sloppy Bravo. in possession here. È finita però ancora 0-0. No, la vittoria c'è stavolta. Che fatica, raga, mamma mia. Vabbè, sappiamo che all'inizio è così. Lo so, Prussia. Diamo fastidio, classico. Col Milan abbiamo vinto comunque. Siamo là, l'Inter prima, che due coglioni che fa. Dai, adesso inizia la stagione, ve lo so. A Firenze, andiamo a Firenze, in casa di Prussia, Vedi, da capitolo 3 cambia tutto. Sopra le aspettative Michelotto, ragazzi, grande Michelotto. Mettiamo questa che è figa. Stadio. Ok. Schema di gioco. Sidoti distrutto.
Fake Amedeo sicuro. Oggi proprio non gioca il Cume, non mi interessa i parametri. E in caso mettiamo il Tudor secondo tempo. Amedeo Doni. Possiamo provare il Bode, anche se il Bode fa tutto. Insomma, aspetta. Come seconda ci siamo sbilanciati, però no. Peppe. Posso entrare? No, facciamo così, la mettiamo dove siamo costretti a mettere il Tognin, piuttosto faccio così. Ok, almeno nella seconda appunto si cambia poco. Giangrosso è messo male. Zincaro Gianni mi è piaciuto. Ho deciso però Tognin no. Piuttosto metto il Bode a 78. Tognin no, in quelle condizioni non può giocare. Prussia è vero. Sì, no, lo so, Gai, lo so, però non mi convince Tognin oggi. No, come non c'è l'Artemio Franchi? Ma che bug è? No, c'è l'Artemio Franchi. Non so perché non c'è l'Artemio Franchi. Forse per i lavori, ma sempre stato, cazzo. Vabbè, sistema. Mi dispiace Prussia, l'Artemio Franchi c'è. Vai, qua a me. Michelotto. Richardson. Veneziano lo metto in panchina per imparare che non ha il posto sicuro. Fake Amedeo. Bene, qua Mandragora, bel intervento. Aia. Palla. Non l'ho ben capito sto fallo. Ricordo un mi piace. Piove anche per supportare Amedeo Doni. No, che cagata, gol della Fiorentina, incredibile. Difesa imbarazzante, Mandragora porta in vantaggio la Viola. Incredibile cagata, vediamo di chi. Fake Amedeo. E un po' anche Apicella, incredibile. Rolando, Mandragora, 1-0 per la Viola, purtroppo. Gai. Non svegliarsi però, perché... Gai, Agi, non ci credo, madonna, dai che vediamo i primi guizzi di Gai insieme ad Agi. Asani per Francone. Vai Bode, il Bode per Gai. Era dalla fake però. Pole e Mangai. Pennellata per fake. Niente, ci manca sempre quel qualcosa. Tudor vuole il 3-5-2 per avere più spazio. No, per il momento il modulo è questo. Se ci sono problemi sono pronto a cambiare. La difesa a 3 non credo però. Le 2 punte sì, è una possibilità. Aia qua a me, wow, che buco di Apicella. Grande mito. Male anche in difesa oggi qui a Firenze. Vai fake Amedeo. Giamaicano, vai fake. Attenzione, fake si invola. Fake si vola, può fare tutto fake, niente. No, mamma mia, qua a me sembra tipo Zlatan Ibrahimovic. Roba nostra. No, che errore! Mamma mito. Malissimo sta giocando oggi,
Famo fatica. Looks as though there's been a call to arms here for those 6'20s to head towards the penalty area. Yeah, they've got... No, buco, gol. Ancora Mito, gol. Oggi non esistiamo. Two to the good, and they are purring, absolutely purring. Raga, lo sappiamo, la prima parte della prima stagione è così. Solo col Milan è incredibile, col Milan fa cagare anche qua. Agi molto incazzato e si percepisce. Agi per Francone. Gai in area, Gai! Eccolo qua. È il cuore, la nostra bandiera, l'uomo che ha inventato lo zoccolo duro. Pole Mangai, 2-1, corciamo le distanze, bellissimo gol. Stupendo, a Francone fa un bel lavoro. Assist. E Pole Mangai la mette come solo lui sa fare. Signori, è tornato Gai. È tornato Magic Box, signori. Bella assist che di Francone, ha fatto un bel movimento in aria. Sicuramente con il Cume comunque è un disastro per il momento. La palla si ferma per la pioggia. Asani, bravo. Il Bode, si è visto poco il Bode, eccolo qua Agi. Eyman, scusate. Eyman. Agi, Eyman, la coppia che ha fatto sognare milioni di donne. Amedeo, fake Amedeo. Ugoccioni, la Gareth Bale, Ugoccioni show, ma dopo la crossa malissimo Ugoccioni però. Asani. Agi. No, fake Amedeo è inguardabile però, Inguardabile fake Amedeo. Bravissimo Asani, bel giocatore Asani, Bella scoperta del Burundi. Apicella. Finisce il primo tempo, dai, siamo ancora vivi, Schema di gioco, fake Amedeo è una merda purtroppo, è brutto da dire, ma è così. Ora possiamo spostare il Bode a destra. Più trequartista. Qua mettiamo Amedeo. Come non lo metto? Mettiamo il Tudo, ma possiamo provarlo con sta pioggia qua, magari con i cross, lo proviamo gli ultimi 20 minuti. Vai. Ma questo Mito, calma. Ma cos'è sta roba? Che già sta guardando la chat, ma no, se stronza. Mamma mia, raga. Va bene così. Ugoccioni per Gai per Amedeo per Francone. Bellissima questa azione del Venezia, Amedeo, mamma mia che brutto cross però Amedeo, che cazzo. Agi, che la prende sempre lui, qua Ema non si capisce. Ti prego Ugo, bravo Ugo per Amedeo comunque un giocatore che in fascia dà fastidio perché è piccolo. Vai Ame. Fisicamente, ma la recupera Amedeo, non so come, ma la riperde, so come invece. Qua me. Tra poco entra Tudo, sì. No, perché ci può essere utile in realtà con i cross. È che Amedeo non azzecca un cross dal 3000. Che calma, siamo nervosi, si percepisce sta cosa. Allora, proviamo il Tudo, vediamo cosa combina il Tudo Land.
Poi però non è che abbiamo tante alternative. Tognin me l'abbiamo appena messo. Possiamo togliere Michelotto che non mi è piaciuto e fare un centrocampo con Gigi Palla, che è un po' più tecnico, se così si può dire, e proviamo a giocare in offensiva. Vai. Brancone. Api. Gosens, Ocho. Bravo. Gai, per buttare una via per fare i cambi. No, non mi metto io oggi per punizione perché ho fatto il peggiore in campo 2 o 3 volte, basta, sono tutti i coglioni. E poi che prima freccia in alto pure, fagioli. Aia, piccoli. Oh, mamma mia, bravo Mito. No, roba nostra, veloci, però veloci. Mito. Per il Tudo, vediamo cosa combina il nostro stangone in avanti. Bravo qua Tudo, mi è piaciuto. Vai Bode. Ti metterei in mezzo, tu che è uno dei cross migliori della serie, della squadra. Ah, che miseria, peccato. Attenzione, a Pole Mangaio, autore di un gol importante. Attenzione di testa a qualcuno, nessuno. Ma tu dove cazzo sei? Ti ho messo, sei 2,05 m, cosa fa? Ma cosa? Bravo Apicella, cos'è? Ah ok, ma lasciami andare avanti. Agi, questo un po' meno nella ripresa. Apicella. Tutti in avanti, Apicella per Agi. Si lamenta Agi, non vede nessuno che ha ragione Agi, tutti marcati, dai, però così non si gioca a calcio, cioè, io capisco tutto ma non c'è una svegliata. Davide Astori, bellissimo coro per Astori. Doni per Gigi Palla, il boliviano Palla. Il boliviano Gigi Palla. E fa? No, e fa che cazzo. Dai Tudo. Bravo Gigi Palla. Evan. Dai, come solo tu sei fare morbido. Attenzione, uno dei nostri. Ah! Non ci credo, il Belagi. Il Belagi lo sta dentro, cazzo, Agi, Evan Agi. Mancano 9 minuti, Zincarla, tira su. Attenzione al Tudo. Bravo Tudo. Dai Amedeo però, madonna di Dio. Vai Ame, ti prego. Il Tudo! Cosa ha messo il Tudo? Cosa ha messo il Tudo di spalla? Il Tudo di spalla, non ci credo. Su assist di Amedeo, il Tudo, tiro orrendo del Tudo. Non ci credo. Ma non ci credo. Bell'assist qua. Cerchiamo di capire. No, gol palesemente irregolare. Vedi che però negli ultimi minuti. Oh. Ma sì, questo ma incredibile, ma comunque gol. No, il Tudo non c'è, si è perso il gol il Tudo, si è perso il gol il Tudo, la pareggia, negli ultimi minuti il Tudo può rompere i coglioni. La Tudo League, signori, la Tudo League. Non ci voglio credere, gol del Tudo. Si è perso il gol, ma non ci credo. Attenzione, dobbiamo tenerla. Comunque dai, vediamo già più gol, già una Serie A più dinamica. Andiamo a vincerla adesso, non così, no, che cappella.
La Fiorentina tutta in avanti, giustamente. Bravo Ugo. Tudo scatenato. Il Tudo, c'è il grande Tudo, gol di Tudo di mano. Non ci credo. No, cerchiamo di tenere il pareggio comunque da 0-2. Bravo Zincaro. Doni per vincere, è finita ormai. Ma cosa fa Medeo? Dai, va bene, da 2-0, 2-2 va benissimo. Incredibile Tudo. Incredibile il Tudo. Man of the match. Mandragora, comunque prestazione di Gai sublime. Agi bene, primo tempo, un secondo tempo un po' così. Il Tudo nel suo prime. E adesso Tudo vogliamo la grana. E adesso Tudo vogliamo la grana. Perché per Amedeo, per la sua causa. Adesso Tudo vogliamo la grana. No, comunque Venezia è strepitoso, 6 punti, siamo in lotta. Siamo ancora in lotta per la Champions. Però in Champions, a parte scherzi, ne vanno solo 3 se non erro. Sì. Allora voglio capire una roba però. Le regole. Non mi ricordo più un cazzo qua. Allora, Serie A Team. Regolamento. Allora, Champions League 1 e 2 dirette, preliminari la terza. Chi vince l'Europa League, ovviamente. Vabbè. Ok. Ciao Prussia, ciao caro, ci sentiamo per la settimana prossima per il discorso serie. Venezia-Pisa, bisogna vincere. Sì, purtroppo sì. Regole del 97 a.C. Vai. Schema di gioco. Ancora Siloti. Fuori forma, mettiamo il Borest Africa, ma è una merda purtroppo. Ok, va tutti in forma. Ugoccioni malissimo. Mettiamo Sossai. Ok. Il resto va bene così, dai. Molto bene. Non ho visto Mayweather, scusate. Raga, ricordo di mettere un mi piace per la causa di Amedeo Doni. Vai Pioi. Torna al Cume, vediamo. Solo che finora Tudo, c'è il Tudo più gol di me, Pioi, sei incredibile. Michelotto, Maurizio Michelotto, Sossai. Per Amedeo Doni. Doni un gol in assist, il principe del gol, il principe della squadra. Scusa, fuori gioco. Ecco, il Pisa voglio la prima vittoria in casa però, Agi, bravissimo, Agi per il veneziano. Amedeo, bravo Amedeo per Gai, adesso questo è il Gai che vogliamo, Gai, missile di Gai! Buono. Per 8 squadre, Gai. Attenzione, Chinope, bravo Chino, vai Chino. Michelotto, per Agi, peccato. Ancora Gai. Attenzione! Non ci credo, gol! Il Bode! Non è assist di Eyman, ma il Bode. Bodelli, signori. Bodelli porta in vantaggio il Venezia in casa contro il Pisa. Guarda lì, bellissimo gol di Rafina. Solo il Cume non segna. Bodelli al gol, 1-0. Dai ragazzi, ragazzi, per essere le prime giornate, vediamo un po' il filo.
Kume veramente guarda che non la renta, non c'è, nel senso, o se svegliamo. Bravo Kume. Eyman per Amedeo. Amedeo comunque di cuore, bravo Amedeo. That was an exemplary tackle, stopped him dead in his tracks. Quality ball. It's an inviting looking ball that. Esci, ma Mito. Vabbè, api. Gianpiccolo. Veneziano. Eyman a perdere male le falle. Sì, è vero. Agi. Bode. Chinope, bravo Chinope. La metti in mezzo Chinope? Ma no, cioè. Agi, bravissimo Agi, la mette in mezzo Agi. Peccato. Dai, l'importante è comunque portarla a casa, voglio il secondo però. Sossai, vediamo Sossai. Vai Sossai. Amedeo Sossai. Sossai, ma guarda che passaggio. Sì, buona new entry Chino, buona new entry. Giangrosso. Amedeo Doni. Vai Ame. Bello per Agi. Peccato, Paolo passarla prima. Spazi intasati per Alpenzo. Giangrosso alza il braccio ma pensa a difendere Michelotto. Agi. Bravo Agi, dai, mamma mia. Dentro nel bode, entra in area Bodelli. Veneziano, mamma mia, che fenomeno. No, non ce la faccio. Oddio, non ce la faccio. Non ce la faccio. Ma non ce la faccio. Oddio. Bravo Bode. Vai. Mamma mia. Sono finito. È brutta punizione questa. Vai Api. Bravo Giangrosso. Sto pensando a facile movenze di viaggio. Touré. Vai Sossai. Bravo Gai. Vai Sos. Dai, bravo Sossai. Attenzione Sossai, un bell'uomo Sossai. Vai Sos. Bode bello, un tiro elegante. Ma primo tempo, dai, continuiamo così. Abbiamo detto Mayweather per un Giangrosso un po' così. Sì, no, concordo. Cuba è scandaloso. Ma è una partenza così neanche nel dopoguerra, nel prima della guerra. Attenzione, ma cosa cazzo è successo? Che dormita. Insomma, Venezia-Padova di martedì a Picella ha perso completamente un gol. Una parola.
Sì, sì, non ho parole. Mamma mia, che gol che hanno fatto. Il Pisa, raga, che bello. Agi incazzato nero perché vuole una squadra più concentrata. E soprattutto vedo un veneziano veramente ai limiti dell'inguardabile. Eyman, no, Eyman, no, sticca. No, Eyman, non puoi davvero sbagliare un tocco così. Mayweather per il Kuma, Tassi, il tacco, bello però. Agi e Eyman. Bisogna vincere la prima in casa, ragazzi. Bodelli. Però a cuore Bodelli. Bravo Bodelli. Bravo. Cosa fa? Bella prestazione di Bodelli. Eyman Guy, Bodelli ancora! Non ci credo. Man of the match Bodelli, Chinope. No, media di testa però. Che brutta cosa che ho visto. Sossai. Apicella, non dormire. No, Apicella, no! Mamma mia, che rischio. Apicella devo toglierlo. Mamma mia, Apicella non c'è oggi, Mettiamo Zincaro. Proviamo Prussia per Michelotto. Alziamo un po' Agi. È ancora un po' presto per il Tudo. Il Tudo tra un quarto d'ora. Dai, vai Agi. Agi con queste scarpette rosa sexy, però vogliamo un Agi al massimo. Eyman Guy. Sto pensando alle movenze di Agi. Agi, bello questo! Questo è bello, ma perché te la allunghi, cazzo? Ma perché? Non era bella questa. Mayweather. Occhi no per il ritardo, erroraccio qua. Api non è. Api non c'è. Ti prego i cambi. Madonna, Picella inguardabile oggi. Stiamo soffrendo in casa col Pisa, fio in Michelotto prima di uscire Michele per Eyman. Eyman pittura per Bode. Vai Bode. Eyman Guy, non ci crede! Il Cume non ne ha nessune le sue azioni queste, no, proprio il Cume non c'è. Il Cume non c'è proprio. Abbiamo il Tudo che è in forma. Ancora altri cambi, la squadra è stanca, cazzo. Ultimo cambio. Proviamo Tonin. Mamma mia. Siamo alla canna del gas se proviamo Tonin. Rodrigo, no. Dai. Va bene. Cos'è? Non l'avevo capita. Mayweather ammonito. Mito la tira su per Agi. Agi fa una bella sponda qua. Però sbaglia il passaggio, non so chi. Forse Zincaro, bravo Mayweather. No, ma come fai a fischiarmi il fallo? Ma dai, ma per cortesia. No, tutti in avanti no, perché bravo Bode, man of the match per il momento del nostro. Attenzione il Tudo, ecco di certo non possiamo servire il Tudo così! Mamma mia il Tudo, ragazzi. È l'uomo più lento d'Italia. Ti prego Mayweather, ragazzi, in casa col Pisa no, però. Agi. Eyman, non perderla, mamma mia anche Eyman però. Bravo Agi, niente. No, col Pisa in casa no, però il Tudo, passalo ti prego. Agi lancia il Tudo, peccato, era bruttissima. Mayweather troppo, ha preteso, non ci credo, guarda come gioca il Pisa, 86esimo. Mamma mia.
Qualcuno ci vuole bene lassù perché era gol, eh. Mayweather la recupera. Gai. C'è Bode. Il Tudo per Agi. Gai. So cosa fare, sono bloccato. Cioè, sono in 50. No, ora il contropiede di merda. Uno, ma con il 0. Sono imbattuto, siamo imbattuti, però fio, che fatica. Vabbè. Ragazzi, le pubblicità non dipendono da me, non seleziono niente, sempre come so, mamma mia. Sì, per fortuna non con Verona, primo il Verona, fio, incredibile. Napoli terzultimo. Si va a Torino per staccare il biglietto per la Serie B. Allora, vai. Vediamo se torna Sidotti, perché Sidotti manca, eh. Rientra Sidoti, Veneziano, c'è anche Kaiser, Francone, Tognin, squadra in forma, Michelotto un po' in difficoltà, mettiamo Prussia, Sossa è meglio di Boccioni, no, Pecè, Asani, Veneziano ultima chance, Grande. Lo so, Gai, lo so. Furgoncino in, ok. Siamo grandi. Solo Franchi, no. Vai raga, il Cume, ultima chiamata per il Cume. La stella della squadra, l'uomo che dei 1000 record, dei 200.000 gol, in questo momento è solo una merdina ambulante. Però ragazzi, ve lo dico, se il Cume si sveglia, poi silenzio. Quando il Cume si sveglia sono gol a grappoli, gol a raffica. Prussia, bravo, Prussia elegante. Eyman. Bravo Gai, che roba di Gai, che lavoro. Veneziano sempre solite critiche solo perché sono invidiosi della bellezza cumendiana. Dai, le ragazze lo sapete, amano il Cume alla fine. Vai Fiori, Prussia. Eyman Gai per Sidottino, vai capitano nostro, si è mancato Cap. Bellissima per Gai. Agi contro 5, stramarcato Agi, bellissima per l'azione di Agi che prova a metterla in mezzo, marcato da 52 uomini. Ale. Bravo Mito. Prussia dorme leggermente. Torino. Bravo Agi, bellissimo. Ma il Cume. Grazie. Il Cume per Sidotti. Questo è un bellissimo assist però di Veneziano. Vai Sid. Vai Cap. Peccato, il Cume è sempre in ritardo. Grande Gai, sempre mi difende sempre Gai. Amedeo. Mamma mia, Amedeo Doni. Comunque, attenzione, cosa fa? Qua Gai, cagata gaiana. Dai ragazzi, c'è che Francone che scalpita, Che Francone è un giocatore un po' così, troppo narcisista. Attenzione Veneziano, lunga. È un narcisista. Il Cuba deve svegliarsi, dopo come il ketchup. Ma il primo gol è sempre difficile per il talentissimo. Attenzione Picella, che cazzo. Mamma mia. La Picella dopo l'inizio strepitoso.
Ci saluta il Tonio. Ciao Tonio. Casadei. Ciao caro. Bravissimo Agi, dai. Eyman. Eccola qua. Vai Kume, sulle tue azioni queste di rimpallo. Mamma mia, di rincazzo, no di rimpallo. Ma attenzione però Kume, con un po' di culo la recupera. Sì, doti. Che veramente Eyman è troppo basso per poter solo pensare di prendere di testa. Fallo che non capisco. 35esimo, sempre 0-0, partita un po' collosa, ma ai punti la meritiamo noi di poco, Api. Agi la spazza, ma c'è Gai! No, volevo passarla subito, ma niente da fare. Dai Amedeo. Amedeo, passaggio a dir poco imbarazzante. C'è il Torino, ragazzi, comunque sta giocando per il pareggio, Veneziano, bellissimo, bellissimo, vai Kume. Spacca sta poma, mamma mia, bellissimo l'assist di Agi, Agi sta aspettando il Kume, perché Agi fa molti assist a Veneziano, lo sappiamo, un ass importante come quella Gai, Veneziano e Gai Agi. Occhio. Mamma che culo. Tra poco entra Francone. Attenzione, attenzione. Mamma mia, Gai in difficoltà. Gai in difficoltà. Qua fa una bella cosa, però dai. Agi Gai. Manca un po' l'intesa. Bella questa però, buono, vai Prussia. Prussia, Poretto, un giocatore che difende, ma i piedi sono ancora quello che sono, insomma, una merda Poretto. Chiaramente mi fischia il fallo, sta scaldando Francone, presto. Bravo Giangrosso. Vai Prussia, questo deve fare Prussia, bravo Prussia per Gai. Prussia Gai. Gai lancia Amedeo, ma Amedeo, sì, ma sempre, no, Amedeo, cazzo, capisco il fisico, ma in velocità devi superare chiunque, però. Agi per Sidoti che si è visto pochino. Sidoti. Veneziano, qua bello Sidoti però. Sid. Cross ancora non bene. No, replay. Schema di gioco. Allora, Eyman niente da fare. Facciamo una mossa al bode trequartista. Kaiser per un veneziano vergognoso. Facciamo una pazzia. Spiego io adesso. Kaiser. Andiamo così. Capitano, mettiamo Agi. Proviamola così. Chinope. E Uccioni, Sossaini. Dai, proviamo così. Facciamo una doppia punta. Attenzione, qua incredibile. Eroraccio del Torino. Vediamo se Veneziano riesce. Mamma, ecco, qua questo è il punto però. Ecco, non ho fatto un cazzo, sono una merda, lo so. Però un'occasione. La classe, qua grandissimo Agi quanto recupera. Eyman strepitoso, guarda il Kume. Questo è il Kume, sì.
resto saranno i Lottos. Come ho sbagliato Michelotto, scusate. Dov'è Michelotto? No, ho sbagliato, scusatemi. Sorry guys, grazie. Vai. Cazzo, non ho più cambi, porca puttana. Come ho fatto a sbagliare così? Ma come non ho più cambi? Perché? Non ci credo. No. Ma no. Ma perché? Ma ne ho ancora 1, 2, 3, 4, 5. Cosa ho combinato? Vabbè, devo far così allora. Cazzi, agi qua. Il Kaiser punta. No, trequartista. Teniamolo comunque così. È l'unica. Oh, che miseria che sbacco. Centrocampo così solo di forza. Ho fatto una cappella qua. Vabbè. No, Michelotto che batte, no, però. Mettiamo Doni. Scusate ragazzi. Dai raga. Ho rotto. Non ce la faccio. Dai, man. Il boss. Vai Agi. Agi per Prussia, non centrocampo, però veramente di Fabri. Amedeo, bello. Grande Amedeo che la recupera, grande Amedeo, Prussia. Agi anticipato per un passaggio non impeccabile. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Occhio. Buttala via, bravo. Francone. Bravo, oggi cosa ha fatto per Amedeo? Mamma mia, bellissima questa. Mamma mia, Amedeo, però. Capisci che hai fatto il primo gol del nuovo corso. Mamma mia. Ma proprio corso Buenos Aires. Mamma mia, Amedeo, sta qua proprio orribile. Amedeo, devi scattarti con qualcosa di bello. La pareggita acuta però solo col Milan. Che grande recupero con la viola. Non ce l'ho, sotto ci fa troppo lì. Ok. Non c'è più. No! Mamma mia, qua qualcuno... Bravissimo, mamma mia, fortunati anche. Vai Ugo. Ugo per Amedeo. Amedeo, madonna che passaggio per Agi, ti prego Agi. Georg! Non ci credo, Georg, tiro strepitoso, miracolo del portiere palo. Miracolo del portiere palo per Georg, non ci credo, era il gol vittoria. Adesso rischiamo che riprendere il gol incredibile, tutti in avanti, non ci voglio credere. Meno male. Ma che sfiga, Dio Cristo. Francone per il Bode. Vai Bode, il Bode la mette in mezzo, ma non così, Cristo di Dio. Michelotto, Clarence Seedorf, Bodelli, Cassatei. E niente, incredibile, il Bode è fermato fisicamente, è già un meme. Michelotto, Bode. Niente, non ce la facciamo, mamma mia ragazzi, siamo nella piena pareggetta della prima mezza stagione. Palo di Agi che grida vendetta però, Attacco 2 punte non mi ha convinto, per carità è una mossa disperata, però siamo là, per fortuna è un campionato dove molto equilibrato, molto con la classifica corta.
No, Coppa Italia no, scusate, Coppa Italia, no, coglione fare Coppa Italia. Primo turno, salta incontro, primo momento la saltiamo. Vinciamo 4-0. Non voglio neanche vedere i marcatori, ma dal prossimo andiamo ovviamente, non voglio vedere niente. Attenzione, l'Inter Miami vuole Veneziano, si vede Veneziano in crisi, è palese ragazzi, come un film di Fassbinder, è palese. Veneziano, voci brutte su Veneziano. Allora, vediamo Pep, anche se Kaiser Francone non mi ha molto convinto, però Kaiser parte sempre bene, affascinante, e poi il disastro. Andiamo così. Sì. Comunque è brutto palo hai preso, non so se hai visto. Veneziano, ragazzi, la storia parla per sé. Veneziano è il più grande di tutti i tempi dello zoccolo duro, però in questo momento è un coglione di provincia. Nebbione a Venezia. Nebbione a Venezia, signori. Agi, guardalo che figo, Agi così. Sì, però Agi. Grande Eyman, grande Gui. Flavio Gai del biathlon veneziano. Come veramente una cosa oscena. Mai visto un Puma così? Mai visto in vita mia. Mai visto. Tutto che cominciamo male, ma non così. Mamma mia. Adrian Benabe. Pellegrino. He's shifting through the gears here. Mamma mia, meno male. And with the goal at his mercy, a dreadful miss. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. Non era, ma no, in realtà era come si dice, quelli fighi hanno questa roba qua. Agi, adesso voglio il gol o l'assist, quel palo di Agi, quello grida vendetta. Bravo Sossai, ma Sossai è un giocatore strano perché non si sente mai, ma il suo lo fa. Poi si veneziano che cross, il David Beckham di bello, bravo Kume, mamma mia ragazzi, un inizio così veramente mai successo nella high streak comediana. Guarda a vuotare che bell'uomo. Guarda a volte come l'incoglionito. Veneziano inguardabile. Geppetto. Eccolo qua, la testa calda del Kume. Non accetta, il Kume è la prima donna, il Kume vuole essere il numero 1. Ammonito sicuro il Kume. Speriamo bene, brutta reazione di Veneziano. Ma per fortuna no. Chinope. Le dura Beppe, le dura. Siamo andati così, devo rivedere un attimo il modulo però, perché proprio Veneziano fa una fatica, strano, è una punta unica di solito sempre spaccato i culi, bravo Mito. Mencarelli ragazzi, che teoricamente può essere uno dei primi acquisti della seconda stagione, Mencarelli, il traditore. Chiaramente anche qua qualcuno può andare via, può succedere, non escludo niente raga. C'è un grosso. Ma dove va? Mamma mia il Puma. E da Angela vedere un Puma così scandaloso.
come deve reagire, perché è un campionissimo, l'ha dimostrato in anni e anni di gol, assist, gol mostruosi, di tutto. Giangrosso. Sossai a caso fa un passaggio quasi giusto. Apicella, bravo Api. No, e Peppe è una cosa veramente inguardabile. Anche lui deve migliorare molto. Giangrosso si invola, Gian si invola. Agi. No, la squadra non c'è adesso, però. C'è illuso un po' la vittoria col Milan, il pareggio da 2-0, 2-2 al Kuma, ma fa sempre ultimo. Veramente metto il Tudo titolare, cazzo, metto il Tudo titolare, Tudo e Tognin titolare. Vai Pep, ti prego. Heyman. Che Heyman comunque in difficoltà, la squadra fa un po' fatica. Sidoti. Ah, questo è fallo, va bene, va bene. Mamma mia. E fino a quando potremo trombare. Amedeo, vai a cagare. Agi, sbaglia anche Agi. Mamma mia, Fioi. Bravo qua, Api. Chinope, buono. Finisce il primo tempo. Orribilante. Sono in forma, Siamo di cambio, proviamo Agi, trequartista. Il Bode. Beh, questo lo può fare, no però. Mettiamolo qua, Pep, una merda. Mettiamo Prussia. Abbiamo ancora 3 cambi. Togni per Amedeo. Vai. Vai raga. Mi vuole proprio alla Sedro fare nel suo ruolo naturale per certi versi, almeno nella realtà. Occhio. Abbiamo un problema inizio di secondo tempo, cioè incredibile. Primo tempo da eccellente. Mamma mia che scandalo. Dai, negli ultimi 20 minuti proviamo il Tudo. Non volermene Francone, ma ti stai specchiando troppo. La tua bellezza in campo è orribilante. Mito go, madonna Mito, mamma cosa ha preso Mito. Bravo Prussia. Agi. Very quickly Agi, very quickly. Sidoti, Concord Sidoti. Questo è il Sidoti che vogliamo. Concord Sidoti, si fa tutto il campo costo e costo del Concord. E dopo fa, ma perché? Ma sono anche forti nei cross. Ma cosa succede? Attenzione, Bodelli, lancio famoso per il Cume. Vediamo se il Mamma mia, che brutta sensazione. Mamma mia, cosa ha combinato Veneziano nel classico passaggio in profondità del cubo. Tognin, ti prego. Chinope recupera, buono il nesto, Chinope, Agi. Attenzione, Tognin ruba palla ad Agi, incredibile questa scena. Incredibile, veramente orrenda. Russia. Attenzione, che buco. Vai Gian, bravo Gian. Russia per Sossai per Tognin, ho già paura con le gambette di Tognin nel culo, mamma mia. Sì, Giangrosso, grande Giangrosso per il momento, Attenzione il Tonio. Agi. Anche Agi, tutti in difficoltà, anche il trequartista, mai visto una vittoria del genere. Certo, il Kuma è l'emblema del Venezia, però perché. Attenzione Tonnin! Un triangolo! Neanche calcio davanti. Cioè, incredibile, veramente. Cioè.
Attenzione, bravo Sidoti, di cuore Sid, di cuore Sid. Ma cosa fa? No, ma cosa fa? Sidoti, no vabbè, ma il Kuma è inguardabile, ma cos'è questa storia? Abbiamo due cambi, entra il Tudo, vediamo se il Tudo ci può regalare un gol di mano o qualcosa, non lo so. No, Sosai mi è piaciuto. Non so chi mettere, sinceramente. Parliamo Guccioni, Mario Guccioni è uno che è molto offensivo, mi pare. Mamma mia, Kuma. Calcio d'angolo. Ti prego Sidoti, ti prego sì, c'è molta gente alta in campo. Il Bode! Fuori. È entrato il Tudo, situazione imbarazzante, devo crossare adesso perché il Tudo poveretto non può fare nulla coi piedi e con la corsa. No, mamma mia, Api, che buco di Api, che buco di Api. Ancora Giangrosso. Mamma Gian, Prussia. No, Prussia, mamma mia, abbiamo riscaldabagni in campo, mamma mia, che piedi, che piedi! Bravo Mito. Ugo Cioni, ma veramente la squadra con i piedi più scandalosi del mondo. Non possiamo fare OnlyFans, non abbiamo dei piedi belli. Vai Tonio. Agi, uno dei pochi rimasti con piede buono, anche il Bode per Sid, il Sid per Tonino, oddio Tonino, no così però, Tonino, Tudo, attenzione Sidoti, siamo anche Sidoti, ma ragazzi, ma Sidoti è forte, cioè, Tonino, Madonna, che tiro Sì, Giangrosso, man of the match. Mamma mia, Tonino. Sarà dura ragazzi perché siamo proprio scarsi, Bellissima qua, bravissimo Prussia. Ma c'è Tonyin. Il Tudo buono per Sidoti. Tudo. Il Tudo incredibile, il Tudo bello di veneziano, mi viene da vomitare a dire questa frase, ma è così. Il Bode, Agi da solo. Il Tudo nella blocca, incredibile, il Tudo contro Agi, è proprio una delle lore più belle della storia. Attenzione Chinopoli, stiamo dando il tutto per tutto adesso, Sidoti, Agi, Tudo, ma cosa fa Tudo? Goccioni, Gareth Bale, Goccioni, Tonyin, madonna di Dio. Prussia, proviamo un cross, il Tudo, niente da fare, non riesco a fare i cross perché sono marcati tutti, non ce la faccio, ma che cagare. Una squadra di cioccolataio, mamma mia. 4,2 Gaia. Una vittoria, un 6 pareggi. Allora, siamo per Udinese-Venezia, il derby del Triveno. Mamma mia. Che schifo. Abbiamo il Tudo in forma. Allora, il Tudo lo possiamo mettere. Qua Sidoti purtroppo male. Agi lo mettiamo trequartista. Eyman per il momento non me ne volere, ma il tuo ruolo principale è la panchina. Non mi stavo piacendo, Eyman, è strano. Michelotto, abbiamo il portiere, possiamo provare il furgoncino ai gelati, sì, perché mi è proprio distrutto. No, qua va bene. Il Kuma ancora, cioè deve svegliare, cioè il Kuma, la vittoria di tutto passa dal Kuma, non è che ti vede, ma devono tentare l'impossibile, cioè svegliare il Kuma. No, titolare non puoi ancora, tu sei troppo lento. È troppo lento, tu hai dei problemi fisici tu per il momento. Oh, che bella la Daciarina. Vai. Vediamo Agi subito trequartista, Gigi Palla. Ragazzi, Gigi Palla, il boliviano Palla.
Maria è lui il talismano. Attenzione Agi, un po' sfortunato, sembra sfigare. Tutti rimpalli contro. Però almeno dopo lì dobbiamo arrivare, perché sennò qua ci becchiamo l'esonero più o meno. Attenzione. Era meglio mettere. Dai, tu hai fatto un gol più di me, cazzo. Meglio mettere metà classifica, secondo me, come obiettivo. Furgoncino di gelati, bravo furgoncino. Gigi Palla, il nostro talismano. Gigi Palla, bellissimo per il Bode. Chiaramente, a parte invertite fallo con espulsione diffida per 70 anni. Bravo Chino, che è uno dei migliori del nuovo corso. Agi prova a liberarsi, Agi dal Bode. Non male qua il Bode. Veneziano! Vaffanculo, che gol! E si sveglia il campionissimo! E si sveglia Veneziano su assist del Bode. Signori, il campione è lui, c'è poco da fare, sempre Veneziano. Agi bellissima per il Bode. E il Cume in mezza nube. Pim! Da campione la mette. Silenzio, è tornato il Cume. E adesso vediamo se il Cume si sveglia come sono. O se è solo un poco di palle, ma ragazzi, che gol ho fatto? Cioè, silenzio. Vai Fiori. 1-0 intanto nel derby del Triveneto. Bella l'azione Agi Bode comunque. Agi. Bravo Agi. Gigi Palla, il talismano. Talismano palla. Vai Bode. Bella assist. Bode giocando bene Agi. Ma no di là Veneziano. Il Cuba non può giocare così, troppo lento ancora. Agi. Agi bellissimo per il Bode, mamma mia. Il Bode per Agi. Bailado. Doppio assist del Bode. Agi fa così. Agi, guardate. Cecchino Agi, 2-0. Mamma mia che bella azione qua del Venezia. Agi qua proprio tiene palla in maniera splendida. Tocco delicato. Bode, Agi, 2-0. Vai che ci siamo. Se il Venezia si sveglia è da Champions, se il Venezia fa cagare è da non Champions, chiaramente. Buono. Ora inizia la season, speriamo raga, speriamo. Stiamo buoni. Bode comunque doppio assist. Un po' di difficoltà si doti in questo inizio di stagione. Gigi Palla talismano, fuori gioco qualcuno però. Tanto lento soprattutto il problema è che proprio sbaglio 1200 passaggi. Dacia arena in silenzio. Amedeo Doni, Amedeo per il Cume. Il Cume mi smentisce con un passaggio incredibile. Allora Minca, ciao Minca. Bode. Quasi autogol. Vediamo Amedeo come cross. Veneziano. Manca solo il gol di testa il Cume. In realtà ha fatto solo un gol in tutta la stagione, però. Ottimo primo tempo, ma mi mancano ancora troppo. Che bella azione qua, Zanoli. Chinope. Bravo Gigi Palla che comunque blocca. Gigi Palla, Cironi mi sta piacendo. Michelotto, bravissimo Michelotto. Veneziano manca ancora quel cosa per questi gol che sono i suoi. Sono un voluto errore qua, mamma mia, salta di culo. Una salata di culo, raga.
Furgoncino dei gelati. Questo cross, solo rinvio. Oh, he's found support out wide. Well, that's beautifully weighted. Buxa. Zanoli. Giangrosso, no. Stiamo dormendo adesso, The header is disappointing in the end. Well, you see what a difference it makes to have so many runners. Veneziano. Veneziano per Agi. Agi. Sono prese forti, Mi fermano subito. Guarda, si parla, guarda, si parla. Buono, ottimo primo tempo comunque. Veneziano Agi firmano il vantaggio del Venezia. Veneziano per Amedeo. Amedeo si è visto pochissimo. Ame. Vai Uguccioni, che mi piace tanto Uguccioni comunque a sinistra. Uguccioni. Bravo Uguccioni. Ame. Il Bode, mamma, Bode presente in azione. Dai che va bene, dai che va bene. Come comincia a pressare così un bel segno. Bravo Giangrosso, mamma mia. Amedeo fa fatica. Amedeo sempre discontinuo. Amedeo, mamma mia. Bravo Giangrosso. Veneziano. Veneziano per Amedeo. Vai Ame. Bravo qua Amedeo, corretto per Uguccioni. Mamma, il Cuba stava regalando un gol dall'antologia, ancora meno del primo. Bravo Bode che ferma l'azione. Bravissimo Ugo. Amedeo per Veneziano. Non era, no, un passaggio. Brutto errore questo del Cuba. Bravo Michelotto. Passaggio però da cioccolataio. Sono dei cambi. Cantare. O Padova. Vai a cagare. Ancora prima di derby dopo il 3-1. Gigi Palla. Bravissimo Palla. Cosa fa il Cume? Non è vero, non è vero, non è vero. Cosa va la doppietta di Agi? Ma signori, se il Cume è tornato. Son cazzi, guardalo Agi, bellissimo. Agi al trequartista. Guarda qua Michelotto. Gigi Palla ormai è un fenomeno. No, non è vero di tacco. Cume no, Cume no. No, Cume no, no, Cume non è vero. Scusate. Non è vero, Cume, cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Cosa cazzo hai fatto? Cume agita, ha scelto la Cume. Mamma mia, che azione, fiori. Mamma mia, che spettacolo. Attenzione a Polè magari però, perché un Agi così non me l'aspettavo alla tre quarti. Attenzione Bodelli, Venezia straripante adesso. Qua Bodelli fa una cagata, ma la coordiniamo tutta Bodelli. Udinese in crisi, un po' di turnover ci sta. Esce Veneziano, entra il Tudo. Esce Agi, entra Francone. E facciamo. Ok, qua ci copriamo un po' con Prusso, che è un centrocampo bello, arrogante, al posto di Amedeo Tognin, e mettiamo Pep. No, Pep non posso. Dai, proviamo Fica, no dai, mettiamo Sidoti. Vai. Veneziano sublime, comunque ha fatto un assist. Vai Tonio. Uguccioni.
Bravissimo Sidoti, vai Sidoti. Bravissimo per Vocina. Palo di Vocina, incredibile. Deve essere l'assist di Sidoti, peccato. Palo, Tognin. Crisi eimaniana, ma incredibile. Eiman è la stella più luminosa nostra, non può morire così. Michelotto, autore di un gol, ricordiamolo. Michelotto, prova la Michelotto, palo che di Michelotto, mamma mia, oggi un Venezia fantastico. Mamma mia, che giocante. Sidoti, il bel Sidoti, la bellezza di Sidoti. Vediamo cosa ha combinato Tognin come assist. Mamma mia, che belle gambe. Bella. Ugoccioni, bravissimo per Michelotto. Michelotto prova un tiro per spazzarla via, ma ancora Giangrosso, che splendido Giangrosso. Michelotto, cosa fa Michelotto? Ha preso un po' troppo qua. Api. Bravissimo Chinofe. Francone, brava, bella sponda di Francone. Cerchiamo a Brisco. Io penso a Gai piccolino che non arriva neanche alla panchina, che bella. Dai che ti svegli Gai, lo so, Prussia. Davis, fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Occhio. Bravissimo Apicella, guarda che bavosi. Madonna il furgoncino, grande furgoncino. Finisce qua 3-0, doppietta di Agi, gol di Veneziano, ma l'assist di Veneziano è qualcosa da ricordare nei libri di geometria. Non so il perché, ma è così. Quella volta la Dacia lì. Dai che torniamo in corsa. Ragazzi, il Como ci può anche stare vedendo come sta giocando. Verona show per il momento. Lo buttiamo giù noi il Verona nel derby. Just Little Jumpy, e segnatelo che può essere uno dei papà. Ve li vediamo, chiaramente i requisiti sono scrivere in chat, essere presente e tifare, e se possibile 1.000 euro per Amedeo Doni. Donare 1.000 euro alla Fondazione Doni. Veneziana. Fabio, non parlatemi del Milan per piacere, che viene da vomitare, grazie. Parliamo del Venezia piuttosto. Sto scherzando, figurati. Tu segui, tifa e entri sicuro. Però la Fondazione Doni. La Fondazione Doni. Ecco, subito volevo immaginare. Che Michelotto è morto. Entra Prussia. Perfetto. Porta qua. Eiman può fare anche il centrocampista. Spostiamo Eiman centrocampo. Un Goccioni malissimo. Anche qua molto male. Mettiamo un Mayweather. Tutto morto. Tanti. Madonna, una partita bella, subito i morti. Ma sto scherzando, non devi donare niente. Mi spiace che non si è perso la gran partita, donate alla Fondazione Doni. Vai, dai. Comunque non vinciamo in casa, 2 vittorie in trasferta, pazzesco. Vai contro il Napoli. Abbiamo spostato oggi a 3/4. Eiman centrocampo, ma Eiman può fare tutto. Magari veramente troppo piccolo in questo momento. È ancora un bambino, Gai. Attenzione, Veneziano. Vabbè, sappiamo che i passaggi non sono mai stati neanche negli anni d'oro. Politano. Subito brutto fallo di Sossai. No, non so, Grazie. Oggi fa morire, Gai. È di una bellezza riservante nel suo commento, il piccolo Gai.
Bravo Kume, madonna, bellissima per Agi. Agi, ragazzi, siamo trovato la quadra. Agi 3/4, non Agi. Agi entra in area. Agi, che corretto, Agi. Sidoti, bellissimo. Gol di Sidoti su sgroppata di Agi. Grande Sidoti, cazzo. Il più bello della squadra, vai Sidoti, cazzo. Grandissimo Agi che fa un assist strepitoso. Tic, e Sidoti fa un grandissimo gol. Vai Sidotino, vai raga, attenzione. Lukaku, Sossai, mamma mia, Sossai, bello come il sole di notte. Sossai, veneziano, mamma mia, Venezia è tornato, signori. Very quickly, ecco, questo è il very quickly però. Il capitano. Siamo fortunati che la classifica è ancora cortissima nonostante i 2600 pareggi. Sossai. Bravo Sossai. Per Veneziano che però sta pensando il furgoncino di gelato. Agi però in 3/4 ha fatto già 2 partite sublimi. Bravissimo Prussia. Oh, Prussia non è male comunque. Prussione me lo godo, Veneziano. Ancora Agi. Ecco, ha fermato bene però. Romelu. Bravo Mayweather. Madonna, Lukaku cosa ha fatto? Gol di Luke, no, c'è Mito. Agi qua. Si incazza col pallone qua, Agi, brutto stop del rumeno, del talento rumeno. Veneziano, bellissimo, non è vero. Gai, bella Gai, Napoli, madonna, Napoli scopertissimo, male Napoli, vai Kume per Agi, no, si è troppo allargato Agi, va bene, calcio d'angolo, va bene, doveva tirare subito. Sidoti, vai, bel Sidoti, vai, concordo Sidoti. Agi di testa, le vuole tutte Agi, scatenato Agi, Michelotto, cosa fa? No, Plus, scusate, sono uguali. Bravissimo Sossai mi sta piacendo comunque, che su Goccioni è più offensivo. Ho 2 bei terzini sinistri. Sossai, Prussia, bravo Prussia che la dà a Sossai per Amedeo che si è un po' sparito dai radar, Ame, ma adesso rientra Ame. Il nostro obiettivo, lo sapete, è vincere la Champions, ci manca solo questo trofeo. Poi c'è la Supercoppa, il Mondiale, la Supercoppa l'abbiamo vinta nell'Europa League. Ma poi devo guardare i trofei. Spolitanos, mamma mia, Mito. Mayweather. Veneziano non è ancora il top però, ha fatto una super partita con l'Udinese ma non è il top. Lukaku, Kevinaccio, non passarla così, porca miseria, no Lang. Ma c'è Giangrosso, no! Mamma mia che... Si è andata bene, bravo Mito. Dai, tu non fare così che... tu va... No! Mamma Mito! Stiamo soffrendo adesso. Il tuo turno, ragazzi, il turno per tutti, cioè nel senso, ma non siamo tutti proprio uguali, raga, un po' di calma, non è solo per il tutto, parlo anche a Francone, cioè, Francone purtroppo è troppo vanitoso ancora, per esempio. Ciao a tutti. Veneziano. Bellissimo Veneziano per Agi, per Amedeo. Vediamo se Ame ha la forza, Ame non ha la forza, il cuore Amedeo, che è quello che amiamo di lui. Amedeo. Mamma mia che più di merda che hai Amedeo. No, signore, Amedeo no. Un mi piace e una 1000 euro di donazione per la fondazione
No, mi dispiace Brancone, no, tu sei vanitoso, però sei vocina. Ma Amedeo dopo ha fatto un tiro. Mamma mia. Amedeo. Sosai mi sta piacendo tanto, Sosai. Qua, vabbè, è colpa mia che me la sono allungato troppo, ma Sosai mi piace. La squadra c'è. La squadra a cuore più che altro. Anche nei momenti di difficoltà, quello con la Fiorentina comunque importante. Adesso però stiamo attenti perché Napoli è forte, infatti stiamo soffrendo tanto, Attenzione, no Lang. Aia Luke. E ancora ci salviamo, Napoli forte, ragazzi, cioè, si sta a soffrire col Napoli. Sì, un po' sì, già, sì. Aia, gol. Buttala via, bravissimi, stiamo soffrendo troppo, però bravo Amedeo per Sidoti lancia veneziano, ma non è ancora pronto per questa azione. Manca ancora un po' di parametri. Bravo qua Amedeo, di fisico Amedeo, signori. Veneziano, Agi veneziano, ancora Agi veneziano, 1-2 strepitoso, 1-2-3. La fortuna. No, fallo. Spero. Sidoti. Ma non si vede, prova il tiro da fuori, Gai! Vabbè, Gai non è un momento difficile, Gai, ragazzi. Cioè, Gai ci ha fatto vincere tutto, ricordiamo quel gol, lo ricorderò sempre, quel gol a Cagliari. Ma devo trovarlo, devo postare quel gol in tutti i bar di Caracas. Occhio. Molto bene. Mamma De Bruyne, Napoli non merita di perdere, però. Ci vuole il Bode, concordo, il Bode è un giocatore forte. Adesso c'è un po' di cambi. Veneziano, bellissima sponda, ma quello è l'arbitro. Allora, vediamo. Però ma il Bode è tanto messo male anche il crudo. Non lo so. Non sono convinto ancora, devo metterlo per la fine. Alla fine siamo tutto un altro. No, Sidotino no. Squadra un po' nervosa. Stiamo soffrendo tanto, raga. No, Gai, non è vero, ma sei fatto la storia del canale, oh Gai. Perché mi incazzo. Beh, un gol hai fatto intanto, manca uno. Bel gol anche. Bravo, Prussia ha un cuore, ragazzi. Meno male, se no, senza cuore. I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. De Bruyne aim forwards. Lang providing an outlet on Whistle's gone. That's a Dai. foul. Fuori dai radar fake Amedeo, che è veramente inguardabile. Mettiamo Kaiser, dai, mettiamo il Kaiser. Togliamo Prussia che è dilaniato. Mettiamo Gigi Palla, che fiore, a me Gigi Palla è piaciuto. Agi è molto stanco, mettiamo il gol alla 3/4, quindi un po' più di garanzie. E mettiamo stanchissimo Giangrosso, no, piuttosto togliamo Sossai e mettiamo Guccione, non si toglie Giangrosso non si toglie. Bravo Gai. Sidoti. Concordo Sidoti per Veneziano, dai. Bravo Kume. 1-0 durissimo. Mayweather. Heyman. Se ne va Heyman. Sei contento Heyman del volto zoliano? Agi, non esce più la palla. Kaiser non entra. No, che buco, no, sto buco. Meno male, mamma mia. Dai, teniamo vuota. Vediamo il Kaiser che, ripeto, buon giocatore ma molto vanitoso. Con la sua chioma bionda.
Attenzione Giangrosso, Giangrosso, è ovunque Gian. Ma Mayweather, bravissimo Mayweather. Fa fatica Francone. Ma poi di rovinarsi i capelli. Attenzione di Brunati, Kevinaccio. Siamo in piena sofferenza, bravo Bode. Bode comunque utilissimo. Sidoti, Concorde, Sidoti. Vocina, Madonna Vocina. Concorde, Sidoti. Bellissimo Concorde, Sidoti. Vai Vocina, ma gente che... Cosa fa Vocina? Ma dai, ma Vocina. Ma che cazzo fai? Mamma mia Vocina. Ma perché sta roba? Che passaggio di Sidoti, cazzo. Giangrosso la spazza, bravo. Perché? Cioè Vocina non lo capisco. Comunque il mito migliore in campo. Dai, è una bella vittoria. Poi, ragazzi, ci siamo, nonostante i pareggi, siamo là al Verona per il momento. Incredibile. Il Napoli, nonostante tutto, si è un po' ripreso Juve, ma la prima stagione, come sempre, un po' bizzarro. Ecco. Adesso andiamo all'Olimpico. Vai. Però ragazzi, dopo tanti anni, ma che banda siamo? Siamo ancora una grande banda, cazzo. Nonostante tutto. Vai. Questa all'Olimpico è dura secondo me. Vai. Schema di gioco. Sidoti fa un po' fatica con la forma. Ma riproviamo Fake a vedere, abbiamo una chance. Abbiamo il Tonio. Gigai. Abbiamo Asani. Sossai che sta prendendo il posto a Ugoccioni, incredibile. Andiamo, secondo tempo, vediamo di mettere il Tudo. La staffetta, se però se Veneziano si sveglia sono cazzi. Scusate un attimo. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place. Però senti col coro anche. Color and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished. Si parte all'Olimpico, non preoccuparti Guccioni. Vediamo Agi che in un momento comunque buono, Attenzione, Leon Bailey, ex pupillo del Cuno, purtroppo un po' fallito, ha fatto buone cose, non c'era nessuno, ma poi un po' fallito. Agi. Vediamo, attenzione, Fake Amedeo con i guanti gialli, è vero. Gai, serve il miglior Gai. Bravo Sossai. Comincia forse una fight da Sossai. Goccioni, chissà. Amedeo, Fake Amedeo. Pone. Bravissimo Giangrosso, che me ne garanzia, Tonin. Mamma mia, Tonin è morto da questo intervento. Agi. Michelotto. Tonin, mamma mia, Tonin. Per tutti 16 anni però ragazzi, Non penso neanche a quello lo sviluppo che possiamo fare, bravissimo Giangrosso. Come? Agi. Numeri di Agi, peccato! Dura l'Olimpico, raga, con pareggio, sinceramente.
Hoisted upfield by the keeper. Fake Amedeo. Tonyin, mamma mia. Va bene, dai. Gai. Bravo Gai. Michelotto. Gai, bellissima questa azione di Gai. Splendido, questo è il Gai che voglio. Mamma mia, eccolo qua. Se questo è Gai, questo è Gai. Questo è. Sì, all'inizio stagione Bailey era la Roma, poi che ne ha fatto un cazzo, era rotto. Questo è Gai, signori. Bravo, L'osso mi fa quasi schifo da quando sta giocando bene. Agi per Fake Amedeo. Per Veneziano. Fuori gioco. Come non è ancora in forma. Finita la batteria al 10%. Penso che ragazzi è mezzanotte, questa è l'ultima perché sono abbastanza finito. È una giornata non facile, nel senso fare un po' di cose che si sa. Siamo già belli avanti, abbiamo già tante giornate. Vai. Bravo Come. Ok. Tendenzialmente sarà venerdì lo zoccolo, però ci saranno anche altre live con altri giochi. Tra cui che gioco di Biathlon che sta piacendo tantissimo e sono felice. Seguite però Football Manager perché ci sono delle chicche incredibili. Attenzione Agi! Bella vera chicca Agi. Michelotto Mamma mia, Michelotto Agi. Heyman. Bello Agi di testa. Interista di 20 cazzo. Non vinci proprio mai un cazzo. Una volta adesso l'Inter perde le finali benissimo, però vince più di noi purtroppo. Veneziano. Agi, bellissimo. Agi per Tonyin, attenzione. Agi Tonyin. Non ci credo. Fake Amedeo! Tanto criticato. Ma cosa fa? Fake Amedeo. Grande Fake Amedeo. Agi in un numeraccio. Tonyin fa anche una bella cosa, Poretto. Amedeo, la mette. Fake Amedeo. Sì, la sto portando quella con Valencia, ho fatto già le prime 2 stagioni. Purtroppo l'altra l'ho interrotta perché la tabese era corrotto. Adesso deve uscire anche la tabese addirittura 2000-2001, però quello 94-95 è bellissimo perché veramente ci sono di quelle cose, ci non so quanti giocatori. Bravo Tonyin mi sta piacendo. Veneziano per Agi, boom boom. Veneziano ancora assist per Agi. Ragazzi, Agi capo cannoniere della squadra. GPC tornano tutti ragazzi, sto un po' girando adesso, c'è anche il Pro Cycling, sto girando un po', via, è tornato il Venezia, è brutto da dire, ma Agi in 3 quarti è cambiata la squadra, Heyman è in difficoltà. Può iniziare una delle loro forse più fastidiose del mondo, Heyman in difficoltà, mi scigo. Il gioco del biliardo è clamoroso comunque, bellissimo, però difficilissimo. Io ragazzi solo quello di questi giochi qua, lo sapete. Ragazzi devo recuperare Heyman però perché non accetto un Heyman così negativo. Anche se un gol l'ha fatto però. Bel Venezia comunque, Veneziano, assist man incredibilmente. Non siamo al 50% però adesso, che brutto questo. Mamma mia, Asani distrutto qua. El Shapawi, gol. Incredibile, visto subito. Bruttissimo questo gol della Roma. Ferguson porta in vantaggio la Roma. 2-1, attenzione, siamo al contrario della Fiorentina. Tonyin. Ma state attenti perché manca ancora tanto.
Ma non mi piace la lore di Eman. Bisogna cambiare, bisogna correggere il tiro a Gai. Non posso accettare Gai così. È lui l'artefice di tutto. Veneziano, fallo, niente, chiaramente, non si scherza. Ci crede la Roma adesso però, Oh di merda. Che buco, bravo, qua ancora Gian grosso. Mamma Gian. Agi. Prova a lanciare Veneziano. È bella. Mamma mia, niente. Peccato. Ho perso la chat, raga. Non ci credo. Puoi guardare la chat, persa. Riesco a riprendere il gol. Bravissimo. Il tablet al minimo. Devo concentrarmi sulla partita però. Mamma mia, Agi per poco. No, Michelotto, buchi, devo cambiare qualcosa però, La Roma sta dominando, gol della Roma. Mamma mia. Allora. Tonina ha fatto anche troppo. Qua serve la consistenza del Bove, anche a centrocampo, comunque fisico. I piccolini forti fanno fatica. Mettiamo il Todo, raga, perché il Kuma lo sento durissimo. Vediamo, cerchiamo di tenere palla con... E metto anche il Gigi palla. Qua, se sai stanco, mettiamo un goccione. Dai. Tudo, scusate, Tudo per fake. Ecco qua è tornato fake. Stiamo soffrendo tanto, dobbiamo abbassarci un attimino. Cioè, quantomeno renderci più equilibrati. Bravissimo qua, Goccioni. Amedeo. No, Tudo non va servito così però. Attenzione, Gigi, palla di cuore. Yeah, that'll be a test for that defense, but I'd like my players to keep mixing it up if I was in that position, you know, and not become predictable. They've got to avoid that. Bravo Agi, mamma, sta giocando Agi. Pellegrini. Ecco, Agi è un po' lezioso qua Agi. And here's El Shaarawy. El Shaarawy. Lo butta giù. Ringrazio ancora 20 spettatori a mezzanotte. No! Mamma mia, bravo Bode. Sta soffrendo tantissimo però adesso, Aia, eccolo qua. Raga, la squadra è crollata nella ripresa. Proprio al contrario della Fiorentina-Venezia. Peccato, l'importante è questa vittoria. Doppietta di Ferguson. Squadra scoppiata. Rischiamo che di perdere la prima sconfitta, rischiamo. È scoppiata la squadra, l'ho sentito subito. Bravo Gigi palla, di cuore palla. È scoppiata la squadra. Ancora palla. Agi. Attenzione Agi per il fake. Agi per il fake. Il tu. Deve essere il gol della merda, cosa sbaglia tutto. Pensavo un gol della merda facile. Cosa aveva fatto Agi? Devo tirare. È che ha sbagliato il coso, il controllo. Per quello ho detto il gol della merda, non ci credo. Non ci credo. Questo è pesantissimo sto errore, questo è pesante. Cosa aveva fatto Agico? Era un po' fake, se l'è un po' smussata, cioè nel senso è rimasta un po' sotto la palla e poi facciamo il gol della merda. Ma invece una cosa ha sbagliato il Tudo. E andiamo a perdere. Mamma mia!
pesante questo, il Tudor, e farsi perdonare, ha fatto un errore veramente inaccettabile. Peccato che 2-0-2-2 con dopo un'occasione del genere pesa, ma va bene, dai. All'Olimpico ci può anche stare, per come è maturata fa un po' cagare. Finisce qua, raga. Peccato, poteva veramente scalare posizioni importanti. Un pareggio, ma non perdiamo, però. Comunque non meritavamo di vincere, bisogna essere sinceri. Andiamo a vedere la classifica. Verona incredibilmente in testa, perché Verona è Como. Noi siamo noni, ma siamo tutti là. Ma siamo a 3 punti, siamo a 4 punti al primo posto, raga. Dai, siamo tutti là. Perfetto, un saluto del comandante veneziano. Classifica strana che cambierà, lo dico già. Il Verona è Como. Forse il Como no, ma il Verona crolla. Un saluto dal Cume, grazie di tutto. Spero in venerdì prossimo. Comunque, ormai insomma, lo zoccolo è attivo, quindi ci siamo. Abbiamo già fatto 10 partite, mi sembra bene, con la prestazione iniziale. Raga, alla prossima. Un bacione, un abbraccio, grazie a tutti e come ho già detto questa serie deve essere un modo per tornare ai vecchi tempi e non pensare alle cose brutte e cercare di stare sereni e fare 2-3 ore un po' spensierate. Un abbraccio a tutti, voglio bene, ciao Fioi. Pardo, un altro che è papabile per la seconda stagione, grande Pardo. Ciao ragazzi, Gilles, adesso arrivano tutti, un incredibile. Ciao ragazzi, buonanotte, ci vediamo, un abbracciotto. PS Agi fenomenale. Però la tastiera non va, quindi come cazzo chiudo? Questa è una cosa non sottovalutare, ragazzi. Ho la tastiera che non va, no, Fiori. Momento di panico. Aspetta. Aiuto, qua c'è un problema. Houston abbiamo un problema.